Bene, buongiorno a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto, sono Antonella Magaraggia e sono la presidente di questa istituzione. Ma che bel titolo che avete trovato al vostro incontro, la cultura del dono. Ci ho riflettuto pensando appunto a cosa dire oggi. E ho pensato che il dono può essere qualcosa di meramente oblativo, insomma, alla modalità francescana. Ma doni di questo tipo forse non ci sono più o sono rarissimi. E allora dietro al dono ci deve essere veramente una cultura. Per due ordini di ragioni. La prima, che deve essere qualcosa di finalizzato. In un momento in cui le risorse sono poche e mal distribuite, ci deve essere una visione per donare, ci devono essere delle scelte. E in secondo luogo ci deve essere anche un'organizzazione importante per capire come reperire i fondi, come distribuirli, come allocarli. E credo che il Rotary International e la Fondazione Rotary sia da questo punto di vista un esempio fulgido, sia in tema di visione del dono, sia in tema di organizzazione per il dono. E voi vi trovate oggi qui nel nostro Ateneo, dove diciamo la solidarietà la faceva da padrone, perché qui, prima dell'Ateneo Veneto, che è un istituto nato con Napoleone nel 1812, fin dal 1300-400 c'erano una confraternita che si chiamava dei Piccai, è il nome veneto per dire impiccati, cioè una confraternita che si occupava di accompagnare alla buona morte le persone che venivano impiccate o anche fatte morire, come dire, in altri modi. Li seguivano la sera prima dell'esecuzione capitale, assistevano i figli e le mogli delle persone che venivano appunto per cui veniva eseguita l'esecuzione capitale. E quindi c'era tutta un'attività di solidarietà e poi ovviamente pregavano per le loro anime. Se voi guardate questo soffitto di Palma il Giovane, è un soffitto che rappresenta il purgatorio e rappresenta le modalità con le quali si poteva pregare e fare in modo che l'anima del defunto, se poi guarderete bene ci sono delle anime che vengono tratte dall'inferno, dagli angeli, quelli erano i modi per poterle redimere, erano la carità, le indulgenze e le messe. Quindi qui siete in un luogo che nei secoli ha palpitato di solidarietà e di spirito oblativo, e quindi penso che non ci sia luogo migliore. Io auguro a voi tutti un buon lavoro nel nostro Ateneo e lunga vita a chi fa del bene agli altri. Grazie. Prima che la dottoressa vada via, volevo donarle un piccolo pensierino da parte nostra a ricordo di questo evento e una murrina personalizzata per ricordo di questo evento e un attestato di ringraziamento. Grazie, molte grazie. Grazie mille, grazie dell'ospitalità, a presto.
A nome del comitato organizzatore, in particolare di Valerio Cimino, apriamo ufficialmente i lavori del primo seminario nazionale della Fondazione Rotary, ascoltando gli inni. Ricordo che l'inno della Scozia sarà cantato da Heather McNally. Grazie. O flower of Scotland, when will we see your like again, that fought and died for your wee bit hill and glen, that stood against him, proud Edward's army, and sent him homeward to think again.
Un caldo benvenuto a tutti i partecipanti al primo seminario nazionale della Fondazione Rotary. Siete arrivati nella città di Venezia. Venezia è la città della pace. Lo stesso simbolo marciano porta scritto il nome pace. Pace è uno dei grandi impegni del Rotary. E la pace si costruisce però con il servizio, con la buona volontà e anche cercando un luogo come questo di ispirazione. Quindi benvenuti nella mia città. A nome di Valerio Cimino, Regional Rotary Foundation Coordinator e Presidente del seminario, nonché del comitato organizzatore tutto, saluto e ringrazio della loro presenza il past Presidente internazionale e amministratore della Rotary Foundation Gordon McNally con la signora Ether che ci ha deliziato con il suo canto, il vicepresidente del Rotary International Alain Van de Poel, il board director eletto e nostro conterraneo Massimo Ballotta con la signora Rossella, il governatore del distretto 2060 che ospita questo seminario, Gianni Albertinolli, e assieme a lui tutti i 14 governatori dei distretti italiani con i loro partner. Un saluto a Maurizio Mantovani, presidente della Fondazione Rotary Italia, assieme alla signora Luciana Stringhini, Andrea Pernice, coordinatore dell'immagine pubblica del Rotary per il triennio 24-27, Anna Favero, altra nostra conterranea, responsabile di End Polio Now per l'Italia, assieme a Mirko, Stefano Clementoni, responsabile di Endowment e Major Donor per il triennio 25-28, Roberto Pincione, consulente per le grandi donazioni e per l'area sviluppo economico e comunitario per il triennio 23-26. Naturalmente tutti i PDG eletti per l'anno rotariano 26-27, i nominati, tutti i past governatori presenti, rappresentati in particolare da Tita De Tommasi assieme alla signora Maria Nicoletta, il presidente del Rotary Club Venezia Mestre Diego Manente, la presidente Lucia Oldrati del Rotary Club Venezia Mestre Torre, tutti i relatori che avremo modo di apprezzare fra poco, la nostra supervisor della Rotary Foundation per l'area Europa, Africa e Officer Rotary International Lidia Alosen, ben nota da noi, Luciana Stringhini dell'Arch Clamp Society, come ricordato, Roberto Marino, direttore commerciale di Acqua e Sapone con la signora Anna Maria, Giovanni Agliata di Montereale, presidente della Fondazione Archivio Vittorio Cini. Buon lavoro a tutti e grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro primo seminario nazionale della Fondazione Rotary. Vi ringrazio per aver accolto con grande entusiasmo l'invito a partecipare a questo seminario. Come ho detto ieri, questo entusiasmo ci ha consentito di raggiungere il tutto esaurito in circa 10 giorni, quindi questa è stata per me una grande soddisfazione e vi ringrazio. Ringrazio i relatori che ci intratterranno, i senior leader Gordon McInally, Alain Van de Poel, Massimo Ballotta che ci onorano con la loro presenza, il governatore del distretto 2060 Gianni Albertinoli, i governatori dei distretti italiani Maurizio Mantovani, presidente da pochi mesi della Fondazione Rotary Italia, Tita De Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Past Governor, i presidenti dei club rotariani. Abbiamo salutato la
presidente dell'Ateneo Veneto che ci ospita in questa splendida sede storica, e ringrazio anche la professoressa Rachele Scandella, che è la preside dell'Istituto Barbarigo, che ci ospiterà per il lancio. Ma andiamo al tema di questo evento. Oggi, se mandate le slide, ve ne sono grato. Oggi stiamo vivendo un tempo in cui nel mondo sembra sia attraversato da fratture profonde. Guerre, sia militari che commerciali, ridefiniscono gli equilibri geopolitici e i rapporti economici. Troppo spesso assistiamo al prevalere della forza sulla diplomazia, della prepotenza sul rispetto dei trattati e delle regole condivise. Le tensioni internazionali, le migrazioni forzate, le diseguaglianze presenti e crescenti, nonché le crisi ambientali, alimentano un clima di incertezza e di smarrimento. In troppi contesti il duro linguaggio della competizione sostituisce quello della cooperazione. La logica dell'interesse immediato sembra avere la meglio su quella del bene comune. Eppure, proprio in questo scenario fragile e complesso, emerge con maggior forza una domanda di umanità, di responsabilità condivisa e di solidarietà concreta. È qui e oggi che la cultura del dono assume un valore decisivo, non come gesto episodico, ma come una visione del mondo, come una scelta etica e comunitaria capace di creare ponti dove altri costruiscono muri. Credo che il termine focus della giornata di oggi sia il termine umanità, nel senso di comunità umana, ma anche nel senso di solidarietà verso gli altri uomini. Obiettivi di questo primo seminario nazionale della Fondazione Rotary sono appunto quelli di ribadire l'importanza del dono altruistico come la forma più elevata di solidarietà umana e di riconoscere coloro i quali hanno trasformato la cultura del dono in azione, sostenendo la Fondazione Rotary e alimentando il servizio del Rotary. Oggi ascolteremo le esperienze di Roberto Marino, esponente di spicco del mondo imprenditoriale, che ha trasformato il concetto di responsabilità sociale e di impresa in progetti sociali e umanitari. Approfondiremo poi l'impegno del Rotary attraverso le testimonianze dei nostri illustri relatori, Lidia Alocen, che da oltre 30 anni segue e sostiene i progetti umanitari dei rotariani italiani dall'ufficio Rotary del Rotary International di Zurigo. Roberto Pincione, che ha promosso la donazione continuativa dei rotariani in uno dei 3 distretti lombardi, costituendo uno dei primi nuclei della Polaris Society. Luciana Stringhini, una rotariana che ha fatto del sostegno alla Fondazione una ragione di vita, e per questo la ringraziamo. Alain Van de Poel, attuale vicepresidente del Rotary International, che ha promosso il primo summit con la partecipazione di rotariani di ben 3 continenti, non si era mai verificato fino adesso, che hanno condiviso queste esperienze di servizio e di costruzione della pace. E Gordon McInally, presidente del Rotary International, che ha focalizzato l'attenzione del Rotary sulla salute mentale, un tema di grande e importante attualità. E adesso è anche amministratore della Fondazione Rotary. Ringrazio tutti loro per aver accolto con entusiasmo l'invito a essere qui con noi e a trasmetterci la loro esperienza. Il concetto di cultura del dono è un concetto che nasce con l'antropologo francese Marcel Mauss, che nel 1923 pubblicò il saggio sul dono, dove, basandosi su studi etnografici, analizzò il dono inteso come un sistema di dare, ricevere, ricambiare, un triangolo di azioni che crea e rinsalda i legami della comunità. Secondo Mauss, che fu ispirato dai Maori, i doni conservano una forza trasmessa dalla persona che li fa,
uno spirito che lega il donatore e il ricevente, perché i doni sono una sorta di estensione degli individui che si identificano nelle cose che possiedono e che poi scambiano e donano. Oggi intendiamo il dono come un atto di responsabilità e solidarietà. Non è un semplice trasferimento di denaro, di oggetti, ma è il riconoscimento che le nostre vite sono intrecciate, che la dignità di ognuno riguarda tutti. Dal gesto individuale nasce un valore che diventa comunitario. Il dono genera relazioni, alimenta fiducia, rafforza il tessuto sociale. Il dono è anche un motore di cambiamento. Ogni contributo, grande e piccolo, si trasforma in opportunità concrete per persone e territori, in borse di studio che aprono il futuro ai giovani, in cure mediche accessibili, in infrastrutture sociali, in programmi di formazione e sviluppo. Sono oltre 1000 i programmi umanitari della Fondazione Rotary che si realizzano grazie alla generosità dei donatori. Pozzi e acquedotti portano acqua dove prima c'era solo aridità, educazione e sanità in aree remote, interventi di emergenza immediata dopo le catastrofi naturali, iniziative di inclusione sociale e di lotta alla povertà. Ognuno di questi progetti racconta una storia di rinascita umana e di speranza che tramite la Fondazione noi trasmettiamo. Ecco, la Fondazione ha la mission di aiutare i soci del Rotary a promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo, attraverso il miglioramento della salute, l'istruzione di qualità, il miglioramento dell'ambiente e la lotta alla povertà. La Fondazione Rotary si distingue per fiducia e trasparenza. Il massimo rating ottenuto per il 17° anno consecutivo da Charity Navigator lo dimostra. La Fondazione Rotary pubblicizza come vengono utilizzate le risorse, condivide risultati e impatti. Inoltre è l'unica fondazione che consente ai donatori di scegliere e organizzare i progetti da realizzare e da finanziare. Fiducia e trasparenza quindi rafforzano la credibilità della Fondazione Rotary e costruiscono una relazione duratura tra chi dona e chi realizza i progetti. La cultura del dono punta a superare l'idea di assistenzialismo. Donare non è carità, ma con la Fondazione Rotary diventa una partnership concreta. I beneficiari non sono dei destinatari passivi, ma diventano protagonisti dei processi di cambiamento. I nostri progetti promuovono sostenibilità, empowerment, sviluppo a lungo termine. Coinvolgono le comunità locali in un percorso condiviso. Così il nostro dono diventa anche leva di autonomia e di sviluppo umano e sociale. Accanto ai numeri dobbiamo imparare a raccontare le storie, le persone, i volti, le esperienze, le testimonianze che rendono visibile l'impatto del dono, fanno nascere sentimenti di empatia e di appartenenza alla comunità umana. Le storie ci aiutano a comprendere che dietro ad ogni progetto ci sono persone reali, vite che cambiano, comunità che crescono. La cultura del dono è inclusiva perché valorizza ogni contributo, tempo, competenze, risorse economiche, relazioni. Per noi rotariani donare non è soltanto offrire denaro, ma condividere conoscenze, professionalità, la nostra presenza che è fondamentale. Donare unisce giovani e adulti, professionisti e volontari, territori e culture diverse. Donare crea ponti. Il dono costruisce la comunità attraverso la comune responsabilità, attraverso il sostegno dei singoli club, dei soci, dei distretti. La Fondazione rende possibile ciò che nessuno potrebbe realizzare da solo. Promuovere la pace nel mondo, sostenere le popolazioni colpite da catastrofi, favorire programmi di istruzione, sanità, sviluppo comunitario ed altro ancora. Grazie alla Fondazione, donare diventa un investimento nella coesione sociale,
nella pace, nel dialogo tra popoli e culture. Lo dimostrano i progetti approvati lo scorso anno, 1424 sovvenzioni globali, 468 sovvenzioni distrettuali e 74 sovvenzioni di risposta ai disastri. Ma è fondamentale anche la gratitudine. Ieri sera abbiamo consegnato i meritati riconoscimenti per la prima volta a 28 membri della Polaris Society. 22 di loro hanno donato per almeno 5 anni e 6 addirittura per almeno 10 anni. Abbiamo ringraziato i donatori, abbiamo valorizzato il loro ruolo, ma questo non è un gesto di cortesia, ma vuole essere una leva di coinvolgimento degli altri rotariani, di rafforzamento del senso di appartenenza al Rotary e ai suoi valori fondanti. Abbiamo ringraziato anche i governatori in carica lo scorso anno e i dirigenti rotariani che si sono distinti nel sostegno alla Fondazione Rotary. La nostra fondazione rappresenta da oltre 100 anni un esempio concreto e credibile di come la cultura del dono diventa azione. La nostra fondazione è riconosciuta a livello globale per l'impegno nell'eradicazione della polio, nella lotta alla malaria, nell'empowerment femminile, nella tutela delle nuove generazioni e nella formazione di leader etici e responsabili. Il contributo dei club, unito alla generosità personale dei soci, rende possibile ampliare anno dopo anno l'impatto, aprire nuove opportunità, raggiungere comunità sempre più numerose. Donare però non è soltanto un dovere morale, è una scelta che ci fa sentire utili agli altri, permette di dare risorse economiche e culturali a chi non li ha, trasforma la solidarietà in giustizia sociale. Donare è un modo anche per restituire il superfluo a chi è stato meno fortunato di noi e dare a queste persone delle opportunità reali e un sostegno concreto. Donare nel Rotary diventa anche un crescendo, sia nel coinvolgimento che nell'impegno, dalla donazione isolata alla Polio Plus Society, dalla Polaris Society alle grandi donazioni e all'Arch Club Society. È sempre un crescendo, ognuno può contribuire secondo le proprie possibilità. Mi auguro quindi che questo convegno possa rafforzare in tutti noi la convinzione che la cultura del dono non è solo un tema di riflessione e di mera chiacchiera, lasciatemelo dire, ma deve essere una pratica quotidiana, una responsabilità condivisa da ogni rotariano, una strada efficace per migliorare il mondo in cui tutti noi viviamo. Il dono è lo strumento principale che alimenta il servizio del Rotary. Ma la cosa per me fondamentale, lo ripeto sempre perché è una cosa di cui sono fermamente convinto, è che noi dobbiamo essere in grado di emozionarci per quello che facciamo nel mondo grazie alla Fondazione. Dobbiamo essere capaci di trasmettere questa nostra emozione agli altri e in questo modo coinvolgere altre persone nel sostegno alla Fondazione, non solo economico ma anche personale ed umano. Grazie. Proseguiamo adesso il nostro seminario, fogliettino, grazie, con l'intervento di Lidia Alosen dedicato appunto alla Polaris Society. Lidia è supervisor della Rotary Foundation nell'ufficio Europa-Africa del Rotary International. Lei è originaria di Barcellona, però conosce benissimo l'italiano, frequenta l'Italia da tantissimi anni e lavora a Zurigo dal 97. Parla diverse lingue, quindi oltre spagnolo e italiano, anche francese e inglese e anche un pochino con il tedesco, quindi diciamo che ormai fa parte della fondazione da 28 anni e in questo periodo il dipartimento che si occupa della fondazione a Zurigo è cresciuto notevolmente. Si è occupato dell'Italia, della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi, di Israele e anche dell'Africa francofona e di alcuni paesi dell'Africa anglofona come il Ghana.
negli ultimi anni collabora e supporta i rotariani italiani e si occupa appunto del supervisor del team Philanthropy and Grants dell'Ufficio Europa Africa. Poi anche delle passioni che sono quelle della lettura, la musica, il ballo, le attività manuali come i puzzle e l'uncinetto. Cara Lidia, grazie. Mi sentite? Ah, sì. Buongiorno a tutti. Valerio ha già detto che sono di Barcellona, sì, è da molto tempo che mi occupo dell'Italia, ma comunque scusate tutti gli errori che sicuramente farò nel mio comunque italiano. È un vero piacere essere... Oh, scusate, prima... Non so se... No, eccomi. È un vero piacere per me essere con tutti voi qua partecipando a questo primo seminario nazionale della Fondazione Rotary. E ringrazio il coordinatore regionale Valerio Cimino per avermi dato questa possibilità. Nei prossimi minuti vi mostrerò alcuni dati pratici, penso che sarò l'aspetto più pratico di questo seminario, soprattutto fra tutte le relazioni di esperienze personali che sentirete durante il seminario. Valerio comunque ha menzionato già qualche piccolo dato di quello che menzionerò io, ma permettetemi comunque di insistere. Iniziamo ricordando insieme la missione della nostra fondazione, tutti quanti la conoscete, ma sempre vale la pena ricordarla. La Fondazione Rotary supporta i rotariani nel promuovere la comprensione internazionale, la buona volontà e la pace nel mondo, migliorando le condizioni sanitarie, fornendo un'istruzione di qualità, tutelando l'ambiente e alleviando la povertà. Per realizzare questa missione la Fondazione mette a disposizione strumenti preziosi come le sovvenzioni distrettuali e globali che consentono ai rotariani di trasformare le idee in azioni concrete portando un impatto reale nelle comunità più bisognose. Ma nulla di tutto questo sarebbe possibile senza la generosità e l'impegno dei rotariani e di chiunque condivida la visione della Fondazione in ogni angolo del mondo. È grazie a questa forza collettiva che possiamo davvero fare la differenza e costruire un mondo migliore insieme. Scusate, è andato troppo veloce. In termini semplici, la raccolta fondi non è solo necessaria, è il motore che permette alla Fondazione Rotary, insieme a tutti voi, di trasformare i programmi di sovvenzioni in azioni concrete, portando speranza e supporto alle comunità che ne hanno più bisogno. Siamo lontani da quella prima donazione di $26,50 effettuata dal Rotary Club di Kansas City nel 1917, ma che segnò anche l'inizio di tutto. Siamo lontani nel tempo, ma non nello spirito. L'impegno di tutti voi e le somme raccolte nel mondo lo dimostrano. Adesso vedremo le somme raccolte lo scorso anno rotariano per i 3 principali fondi pilastri della Fondazione Rotary. Questi fondi non sono solo numeri, ma sono la forza che vi permette insieme alla Fondazione di trasformare i progetti di sovvenzioni in azioni concrete a beneficio delle comunità in bisogno. Oltre $132 milioni a favore del fondo annuale che sostiene la sovvenzione distrettuale e le sovvenzioni globali, così come altri programmi della Fondazione. Oltre $33,5 milioni a favore del fondo Polio Plus, utilizzato esclusivamente per la campagna della Fondazione volta a sradicare la polio nel mondo. Siamo così vicini alla vittoria, ma non possiamo abbassare la guardia. E oltre 46 milioni per il fondo di dotazione, come ben sapete, costituisce la solida riserva della Fondazione. I fondi stessi rimangono intatti, ma gli utili generati dalle vostre generose donazioni vengono messi a disposizione per i programmi di sovvenzioni, comprese le sovvenzioni globali e distrettuali, permettendo così di trasformare il vostro impegno in azioni concrete che cambiano vite.
In questo modo tutti voi donatori diventate protagonisti, diretta o indirettamente, del programma della Fondazione Rotary. E parte di queste somme sono state rese possibili attraverso un'iniziativa speciale che ha dimostrato ancora una volta quanto possiamo fare insieme per trasformare vite e comunità. La Paul Harris Society, che è proprio il motivo per il quale siamo riuniti qua oggi e che ha lo scopo di rendere omaggio e ringraziare i donatori per la loro continua generosità nel sostenere la Fondazione Rotary. L'iniziativa, nata originariamente in un distretto degli Stati Uniti tra il 1999 e il 2000, si è poi diffusa con grande successo in Europa, diventando poi nel 2013 un programma ufficiale di raccolta fondi e riconoscimento della Fondazione Rotary. Come ben sapete, ma vale la pena ricordarlo, far parte della Paul Harris Society significa impegnarsi in una promessa di donazione annuale dell'equivalente di almeno $1.000 a favore di uno dei seguenti fondi della Fondazione Rotary: fondo annuale, fondo Polio Plus, fondo risposta ai disastri, sovvenzioni globali approvate. Le vostre generose donazioni annuali sono molto più di un contributo economico. Grazie al vostro sostegno possiamo essere al fianco delle famiglie più vulnerabili e contribuire concretamente a cambiare vite oggi e per il futuro. Attraverso le donazioni alla Paul Harris Society abbiamo già potuto realizzare interventi di grande impatto, come formare insegnanti e dare vita a un centro educativo per l'istruzione dell'infanzia in Sudafrica, offrendo ai bambini un inizio migliore, o garantire accesso ad acqua potabile, servizi igienici e educazione sanitaria in India, prevenendo fluorisi, diarrea e altre gravi malattie. Anche abbiamo sostenuto la ricerca medica in Italia grazie a una borsa di studio destinata a ridurre la mortalità legata alle nascite premature, così come promuovere la pace e il dialogo attraverso seminari dedicati a 200 insegnanti e 1.300 studenti in Uganda. O anche proteggere intere comunità dalla malaria in Mali, distribuendo zanzariere trattate con insetticida e offrendo servizi medici essenziali. Ogni donazione è un passo verso un mondo più sano, più giusto e più umano. Guardiamo insieme alcuni dati pratici a livello mondiale. A sinistra vediamo i numeri dei membri effettivi della Paul Harris Society per paese. In testa ci sono ovviamente come precursori dell'iniziativa degli Stati Uniti con 15.823 soci, seguiti da Corea del Sud con 6.736 e l'India con 2.482. A destra invece vediamo il potenziale ancora da sviluppare, il numero di rotariani che hanno già contribuito con almeno $1.000 ma che non sono ancora membri della Paul Harris Society, forse per mancata informazione o per scelta personale. Qui guida la Corea del Sud con 14.948, seguita dagli Stati Uniti 12.272 e da Taiwan con 9.706. Immaginate quanto in più potremo fare se tutti coloro che sono idonei decisero di unirsi alla Paul Harris Society. Qui vediamo i dati relativi ai paesi più vicini a noi e che sono infatti quelli che seguiamo noi nell'ufficio Europa-Africa. Per quanto riguarda i membri effettivi della Paul Harris Society, in testa troviamo la Nigeria con 306, l'Italia con 228, un grande applauso a tutti voi, e l'Austria con 155. Per quanto riguarda i membri idonei, cioè coloro che hanno già contribuito ma non sono ancora membri, guidano l'Uganda con 686, seguita dalla Nigeria con 646 e dall'Italia 278. E dato che ci troviamo nella splendida Italia, diamo un'occhiata ai numeri dei membri della Paul Harris Society qui in Italia negli ultimi 10 anni. Questi dati che vedete sulla schermata arrivano fino a fine novembre-dicembre del 2025, quindi ci potrebbero essere qualche piccola discrepanza rispetto ai numeri di proprio oggi.
Nei primi anni si è registrato un aumento discreto, ma a partire del 2019-2020 si è verificata una crescita davvero significativa. Da 7 membri nel 2015 siamo arrivati a 228 membri alla fine del 2025. Questi numeri testimoniano quanto la generosità e l'impegno dei rotariani italiani sta crescendo e quanto ancora possiamo fare insieme se continuiamo su questa strada. E adesso diamo uno sguardo ai numeri per distretto. In testa troviamo gli distretti 2080 e 2041. Come potete osservare esistono differenze del numero di soci PHS, Paul Harris Society, tra i 14 distretti che compongono l'Italia. Tuttavia queste divergenze non devono essere un limite, bensì una grande opportunità. Dietro ogni dato ci sono contesti, esperienze e percorsi diversi. E studiandoli, condividendoli e imparando gli uni dagli altri possiamo individuare nuove strategie, rafforzare ciò che già funziona e crescere insieme, rendendo il nostro impatto ancora più significativo. Per riassumere in modo schematico, abbiamo in Italia 228 membri effettivi della Paul Harris Society e 271 rotariani idonei che potrebbero anche unirsi. Questi numeri ci mostrano non solo i risultati raggiunti, ma anche il grande potenziale ancora da sviluppare. Ogni rotariano idoneo rappresenta un'opportunità per fare ancora più la differenza. Come abbiamo ricordato all'inizio, quando parlavamo della missione della Fondazione, è solo grazie alle vostre generose donazioni e al vostro impegno personale che la Fondazione può portare avanti i programmi di sovvenzione che supportano le comunità bisognose in tutto il mondo. Sulla schermata potete vedere il sommario delle sovvenzioni approvate nell'ultimo anno rotariano 2024-2025, 468 sovvenzioni distrettuali per un totale di quasi 29 milioni di dollari di finanziamento, 1423 sovvenzioni globali con oltre 88 milioni di dollari di finanziamento, tra cui 26 milioni provenienti dal Fondo Mondiale, 74 sovvenzioni per risposta ai disastri per quasi 2 milioni di dollari di finanziamento rese possibili grazie alle vostre donazioni a favore proprio del Fondo di risposta ai disastri. E poi la sovvenzione annuale, programmi di grande portata, con i 2 milioni di dollari assegnati anche dal Fondo Mondiale della Fondazione Rotary. Questi numeri non sono solo cifre, rappresentano vite cambiate, comunità sostenute e un impatto reale grazie al vostro contributo. Ogni donazione, grande o piccola, aiuta la Fondazione a portare speranza dove serve di più. Da quanto abbiamo appena visto, anche se in modo molto schematico e per tanti altri motivi, è facile capire perché sostenere la nostra Fondazione Rotary. La Fondazione Rotary è unica, collega rotariani in tutto il mondo che collaborano insieme per fare del bene in modo efficace, trasparente e con risultati sostenibili. Ed è per questo motivo, come ha menzionato prima Valerio, che la Fondazione Rotary ha ricevuto per ben 17 anni consecutivi il massimo riconoscimento dalla Charity Navigator, le 4 stelle. In qualità di vostra persona di contatto per la Fondazione presso l'Ufficio Europa-Africa, rimango con piacere a vostra completa disposizione, non solo per tutto ciò che riguarda la Paul Harris Society, ma anche per qualsiasi altro aspetto o informazione relativo alla Fondazione Rotary. E proprio come tutti noi, i miei colleghi a Zurigo, e spero presto avere la possibilità di darvi il benvenuto o di rivedervi nel nostro Ufficio Europa-Africa, un ufficio che un anno fa, a febbraio del 2025, ha celebrato i suoi 100 anni di storia a Zurigo. Un secolo di impegno, collaborazione e risultati concreti che ci ricorda quando possiamo realizzare insieme, quando uniamo le nostre forze. Ho finito? Concludo qua. Vi ringrazio di cuore per l'ascolto e mi auguro che questo sia l'inizio o la continuazione di una fruttuosa collaborazione insieme. Grazie mille. Grazie Lidia. Grazie.
E ora vorrei qui sul palco Diego Manente, presidente del Rotary Club Venezia Mestre, per un suo breve intervento. Grazie Valerio, grazie. Il mio intervento sarà davvero breve anche per non spezzare il ritmo di questa giornata di studio. Un saluto alle autorità rotariane, a tutti i partecipanti a questo importantissimo seminario. Mi pare che sia già stato detto tutto. Raccolgo solo uno spunto di Valerio Cimino. In quest'epoca, che è stata giustamente definita poco tempo fa l'era brutale, dedicare una giornata di riflessione alla cultura del dono mi pare che possa aprire il cuore alla speranza. Vuol dire che c'è ancora speranza. Buon lavoro e grazie. Grazie Diego. Adesso la parola al governatore del 2060, Gianni Albertinoli, che ringrazio ancora una volta per il sostegno alla realizzazione di questo evento e per l'affettuosa ospitalità. Grazie a tutti. Beh, direi che dopo l'introduzione della Presidente dell'Ateneo, la dottoressa Magaraggia, che ha descritto benissimo il concetto della cultura del dono, siamo cascati proprio a fagiolo, e poi tutti gli interventi che si sono susseguiti e che ci saranno danno un'idea di quanto importante sia questo incontro e quale sia anche un po' l'amore che ci mettiamo nel fare Rotary e l'amore che risulta anche poi dopo concretamente in quello che facciamo. Si fa fatica a parlare di amore in questi casi qua, però è la parola che mi viene più vicina a quello che facciamo e come lo facciamo. Quindi vi auguro ogni bene, di continuare in maniera fruttuosa questo incontro, e vi aspetto il 25 di marzo, quando ci sarà l'incontro con il Presidente internazionale Arezzo. Approfitto di questa possibilità che mi è stata data per invitarvi a Verona all'incontro che ci sarà con il Presidente internazionale Francesco Arezzo. Quindi arrivederci, a presto. Gianni, piccolo pensiero di ringraziamento per te. Grazie. E allora diamo adesso la parola al dottore Roberto Marino, direttore commerciale di Acqua e Sapone Italia, che ci parlerà della cultura del dono nel mondo dell'impresa. Roberto Marino è manager con oltre 25 anni di esperienza nella grande distribuzione organizzata nel settore home and personal care. È direttore commerciale di Acqua e Sapone, che conosciamo tutti, è un marchio leader nel settore drugstore, e gestisce lui strategie, rinnovi contrattuali nazionali e internazionali, partnership e progetti strategici. È anche membro del comitato commerciale, capo commissione sezione toiletries e detergenza in ESD Italia, che è la principale centrale di acquisto e marketing in Italia. In precedenza è stato un buyer in Esselunga e prima ancora ha lavorato in Unicoop a Firenze. È docente universitario e ha portato in cattedra la sua conoscenza del category management e delle politiche di acquisto. Caro dottore Marino, la ringrazio, a lei il microfono. Ci tenevo a ricordare che Acqua e Sapone ci ha sostenuto anche in questa manifestazione, per questo un ulteriore ringraziamento. Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità, grazie per l'invito e i miei complimenti per le innumerevoli iniziative che quotidianamente mettete in campo e sostenete. Oggi cercherò di parlarvi di una visione un po' diversa, che magari un po' fuori da queste stanze, ma che secondo me è molto vicina come principio e come obiettivo. Quando pensiamo ad Acqua e Sapone, molti di noi spesso pensano alla spesa quotidiana, magari ai cosmetici, ai detergenti, piuttosto che a quelli che possono essere i prodotti più vicini all'utilizzo quotidiano e alla cura della persona e della casa. Quello che noi facciamo in realtà oggi non è parlarvi di questo, ma parlarvi di quello che c'è dietro lo scaffale, appunto. Noi non vendiamo soltanto prodotti, forniamo gli strumenti per il primo atto di cura che ognuno di noi compie quotidianamente,
cioè prendersi cura di sé, della propria casa e della propria persona. La nostra forza, come vediamo, è sicuramente la capillarità. Abbiamo quasi 1000 punti vendita in tutta Italia e quindi quotidianamente entriamo in contatto con milioni di famiglie. Questo sicuramente è un vantaggio competitivo importantissimo, però ci fornisce anche la possibilità ci dà anche diciamo, un compito molto importante, cioè quello di avere una responsabilità sociale unica. I nostri valori, il servizio, perché noi comunque dobbiamo fornire un servizio importante ai clienti con i quali entriamo in contatto, la cura e la comunità con la quale entriamo in contatto continuamente sono il motore che trasforma la nostra attività in un veicolo per promuovere quotidianamente il benessere delle persone e dei territori in cui operiamo. Ma perché parliamo di solidarietà in un contesto aziendale? Dopotutto noi siamo un'azienda come tante altre che ha come principale obiettivo quello di fare business. Non è soltanto un discorso di etica, ma è un discorso di strategia, quello che porta le aziende ad investire e a pensare anche a questi mondi. Oggi in Europa il 70% dei cittadini si aspetta che le aziende con le quali entra in contatto siano attive dal punto di vista dell'impegno sociale, siano attive nei confronti dei territori in cui operano e nei confronti delle comunità con cui entrano in contatto. Ci sono dei dati, delle ricerche che testimoniano in maniera chiara e tangibile che le aziende con rating ESG, quindi di attenzione all'ambiente, alla sostenibilità e alla governance, sostenibilità ambientale, alla governance interna, hanno chiaramente dei rendimenti medi più alti. Si parla di differenze di circa 3 punti rispetto a quelle meno attive. Grandi società internazionali, multinazionali come Schneider Electric, Nestlé, Unilever, che hanno già da anni integrato all'interno delle loro policy attività di sostenibilità ambientale e sociale, hanno dimostrato che questo accelera la crescita e soprattutto rafforza la fiducia anche da parte degli investitori. La responsabilità sociale d'impresa è un moltiplicatore di valore. Perché? Perché fondamentalmente questo cosa fa? Crea un circolo virtuoso, perché sicuramente le aziende che sono attive e sono impegnate dal punto di vista della sostenibilità sociale o ambientale hanno un ritorno più importante dal punto di vista dell'attenzione da parte dei consumatori e quindi un ritorno economico maggiore. Tutto questo crea una reputazione maggiore, quindi un'attenzione maggiore da parte degli investitori e soprattutto crea anche un ritorno interno, quindi una maggiore affezione, un maggiore attaccamento da parte dei propri dipendenti e di conseguenza quindi rafforza il senso di appartenenza e riduce anche il turnover. Quindi un beneficio a 360 gradi e questo diciamo quello che crea l'impegno in questi ambiti. È proprio su questo scenario che, con questa consapevolezza che da circa 5 anni anche Acquestapone ha pensato di porre maggiore attenzione a questi temi ed è quindi è nata quindi Acquestapone for Charity. Che cos'è Acquestapone for Charity? Non è una semplice iniziativa, in realtà è stato pensato come un brand nel brand che raccoglie tutte le nostre attività di sostenibilità sociale ed ambientale. L'obiettivo in questo caso è stato duplice, cioè quello sia di accogliere le iniziative dove siamo i principali protagonisti, ma anche le iniziative che i nostri fornitori proponevano in questi ambiti, creando quindi un mondo più attento alle necessità per gli altri. E questo è stato un ponte tra il business e la solidarietà concreta. E parlare di ponti sicuramente è molto vicino anche al contesto dove ci troviamo. Abbiamo realizzato una serie di iniziative, abbiamo cominciato nel 2021 abbracciando un tema importante in collaborazione con la Fondazione Onlus Doppia Difesa che si occupa del sostegno non soltanto economico ma anche psicologico e medico alle donne vittime di violenza. Ma non l'abbiamo fatto semplicemente donando del denaro, per quanto questo possa essere importante, abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile le comunità nelle quali operiamo. Come abbiamo fatto? Abbiamo investito tantissimo in comunicazione,
utilizzando tutti i media, coinvolgendo quindi dalla TV ai social, alla radio, al web, ma soprattutto abbiamo utilizzato il punto vendita, i nostri punti vendita come cassa di risonanza per cercare di coinvolgere e sensibilizzare i consumatori e la popolazione su questi temi, magari anche attraverso dei piccoli gesti come quello di donare un braccialetto. I risultati sono stati molto interessanti perché, come potete vedere, la numerica di contatti, anche il ritorno che c'è stato sui social, che è comunque importante, è stato veramente impressionante, e sicuramente l'abbiamo quindi riproposto anche l'anno successivo, magari con un oggetto differente, cercando sempre di sensibilizzare le persone. In questo caso abbiamo utilizzato una collection, il tema era sempre il rosa, le palline diciamo per il Natale, quindi cercando di sostenere sempre l'obiettivo principale, che era quello della sensibilizzazione della comunità, anche se dietro c'era una donazione importante e anche se dietro c'era un discorso sicuramente più sottile, ma l'importante era creare attenzione e creare sensibilizzazione. Abbiamo poi approcciato dei temi differenti, come quelli dell'ambiente, e anche in questo caso abbiamo collaborato con la società, una società benefit, Tridom, che da anni si occupa di riforestazione. In questo caso abbiamo donato 1500 alberi, abbiamo contribuito alla piantumazione di 1500 alberi in Italia, e anche qui c'è stata una massificazione del messaggio sui media, nei punti vendita, cercando di sensibilizzare tutta la nostra community su questi temi della sostenibilità ambientale. Gli ultimi 2 anni invece ci hanno visto vicini ad un tema diverso, che è stato quello della prevenzione. Abbiamo iniziato una collaborazione importante con la Lega Italiana per la lotta ai tumori, che ci ha visto principali protagonisti del Tour Nazionale della Prevenzione. Come vedrete, i numeri sono stati molto importanti perché abbiamo attraversato l'Italia in lungo e largo con un ambulatorio mobile della LILT, con medici specializzati della LILT che hanno donato delle visite senologiche gratuite alle donne, fornendo anche una serie di informazioni per permettere la corretta cultura della prevenzione. Come potrete vedere, i numeri realizzati sono andati ben oltre le aspettative. Abbiamo realizzato più di 3.000 visite gratuite, ne erano state previste 2.000, una media di 60 visite al giorno. L'ambulatorio mobile ha sostato nel piazzale del parcheggio dei punti vendita a Sapone, e un altro elemento sicuramente da attenzionare è l'età media delle donne che si sono sottoposte alla visita. Mediamente la LILT ci aveva annunciato che le donne che frequentano questo tipo di opportunità hanno un'età da 45-50 anni, in realtà noi abbiamo avuto anche tantissime giovani ragazze, quindi sicuramente questo significa che questo modo di fare prevenzione è efficace, perché si tratta di portare la prevenzione nel vissuto, nel quotidiano, abbattendo tutte quelle barriere che di solito possono essere anche d'ostacolo nella possibilità di prendersi cura di se stessi, insomma. Di conseguenza, quindi, quello che abbiamo notato da queste tipologie di iniziative, ma soprattutto anche da questa, è che è importante e fondamentale lavorare in questi ambiti, soprattutto quando ciò crea anche un beneficio interno. Nel caso specifico sono state innumerevoli le attestazioni di gratitudine da parte delle clienti nei confronti del personale del punto vendita, che si è sentito a sua volta molto gratificato di questa opportunità, e quindi ha creato quel circolo virtuoso che raccontavo prima. Abbiamo avuto la conferma con queste iniziative che le aziende, anche quelle diciamo che hanno come obiettivo principale il business, possono e devono essere agenti di un cambiamento positivo. Perché questo? Perché dare cura significa concretamente generare del benessere. Grazie. Grazie. Abbiamo sentito Lidia Alosen, nostra
punto di collegamento, ecco, trade union tra i nostri club e la Fondazione Rotary, che ci ha raccontato come si è sviluppata la Polaris Society. È un qualcosa su cui lavoriamo da alcuni anni, stiamo cercando di valorizzare e far crescere, e questo seminario ha anche avuto questo obiettivo con le premiazioni che si sono svolte ieri. Come vedete l'Italia è in una posizione buona nel panorama europeo, però possiamo fare di meglio, ecco, quindi possiamo crescere e ci auguriamo di crescere anche in questo senso. Mentre il dottore Marino nel suo intervento ci ha raccontato come le aziende non si limitano a fare business, ma hanno anche una sensibilità nei confronti sociali. Vabbè, è ovvio che il business è la funzione dell'azienda, perché se l'azienda non produce ricchezza non può sostenersi, non può continuare ad esistere. Però affiancare all'attività business un'attività no profit di sostegno, di contributo alla società, era un esempio che a me è piaciuto molto e che ho voluto portare alla vostra attenzione. Anche noi come rotariani dobbiamo aprirci al mondo che ci circonda, cercare delle partnership con aziende, con associazioni, con enti, per essere incisivi nella nostra società vicina e riuscire a fare anche qualcosa di significativo a livello mondiale, perché la bellezza della Fondazione Rotary è proprio il fatto di avere una proiezione internazionale che tanti altri non hanno. Ma parlando di Fondazione Rotary, noi abbiamo una grande novità quest'anno. Da qualche mese, da un annetto circa, abbiamo una nuova fondazione nazionale collegata alla Fondazione Rotary, che è Fondazione Rotary Italia. Nel mondo c'erano già 8, ora con la nostra siamo 9, ed è un grosso vantaggio. Noi abbiamo il piacere di avere con noi Maurizio Mantovani, che è da qualche mese appunto il presidente di Fondazione Rotary Italia, e vorrei che ci dicessi un pochino perché Fondazione Rotary Italia e come possiamo utilizzare questo, che è uno strumento che la Fondazione Rotary ci mette a disposizione. Maurizio, grazie. Amici, buongiorno. Bene, bene, quindi siete tutti con noi. Francesco Arezzo ha dato alla nostra nazione una straordinaria opportunità, e tra queste opportunità viene una che ha permesso allo Stato italiano di sostenere i nostri donatori con un buon contributo a livello fiscale. Donare alla Fondazione non significa beneficenza. Quando noi doniamo alla Fondazione Rotary, contribuiamo a costituire un impegno a continuare a fare del bene nel mondo, ora e per le prossime generazioni future. Ecco perché ieri sera ho detto che non si deve pensare alla donazione come un fatto straordinario, come un fatto che dobbiamo aspettare di racimolare cifre importanti, ma deve essere un rapporto costante e fatto con amore, fatto con il cuore. Perché non dimenticate che da oltre un secolo noi stiamo cambiando realmente la vita delle persone, con tanti piccoli gesti, con tanti gesti importanti. Ecco perché vi chiedo di far sì che la nostra Fondazione Nazionale faccia parte di noi in ogni momento dell'anno. Grazie per la vostra filantropia. Grazie Maurizio, è una grande opportunità Fondazione Rotary Italia e dobbiamo cercare di sfruttarla al più possibile e soprattutto utilizzarla anche per entrare in contatto col mondo delle aziende. Ma torniamo al nostro focus sulla Polaris Society e ora mi accingo a dare la parola a Roberto Pincione. Roberto Pincione è stato uno dei primi rotariani italiani ad aderire alla Polaris Society
e oggi è anche membro dell'Arch Camp Society del Circolo degli Amministratori, è socio del Rotary Club Milano Villoresi del distretto 2041, avvocato, rotariano dal 2002 e coordinatore distrettuale della Polaris Society dal 2014, quindi ha creato la Polaris Society nel suo distretto e continua a farla crescere. E nel 2041 la Polaris Society ha il secondo maggior numero di membri tra i distretti italiani. È District Endowment Major Gift Advisor, Major Gift Initiative Advisor per Community Economic Development, quindi si occupa a livello europeo di sviluppo economico e comunitario e si è sempre dedicato allo sviluppo della conoscenza e del sostegno alla fondazione, con particolare riferimento ai fondi di breve periodo e quindi a quest'area di sviluppo economico e comunitario. Abbiamo detto che AKS è membro della Camp Society ed è titolare di un fondo nominativo nell'area dello sviluppo economico comunitario. Roberto, ho il piacere di darti il microfono. Benvenuto con noi. Io devo copiare il maestro, buongiorno. E un ringraziamento alla meravigliosa traduttrice, perché se io fossi un prato, la meravigliosa Lidia mi avrebbe tagliato l'erba e dice mo questo che dice, e quindi mi scuso con la traduttrice perché io avrei comunque improvvisato, ma devo, come chi ha esperienza di convegni, consessi e tutto quello che volete, improvvisare ancora di più. Le slide vanno da sole? Magiche. Magico Rotary, la magia del Rotary. Ah, è una magia comandata. E adesso mi spieghi, perché io a 6 anni dicevo già papà e mamma, ma avanti. Penso che sia a destra avanti e a sinistra indietro. Eppur si muove, and yet it moves. Immaginate il povero Galileo Galilei, sottoposto a inquisizione, rischia di essere bruciato vivo, come è successo a Giordano Bruno. Eppur si muove. Lui ha studiato. Lui sa che la Terra è al centro, ma deve abiurare, deve dire che la Terra è piatta, deve dire che la Terra è il centro dell'universo, perché se no non si va avanti. E quante volte avete sentito dire, Mission Impossible, si fa così, nessuno vuole cambiare, Eppur si muove. Da 10 anni e più di 10 anni, eppur si muove. Però si muove. Chi oggi dubita che la Terra sia il centro dell'universo? Orlando, Assemblea Internazionale, scusate la qualità della fotografia, tale signor McQueen, che ha venduto un botto di libri, ha fatto una domanda provocatoria. Secondo voi qual è la percentuale dei terrapiattisti nel mondo? 4, 2, 4, 8 o 12%? E io avrei detto 2, avrei detto 0, avrei detto eppur si muove, 12%, io non so se sia vero, però l'ho presa io e la do a voi per curiosità. E che c'entra? Vabbè, insomma, un po' di divagazioni, così sapete che i terrapiattisti ci sono ancora. Ma come gira la questione all'interno del Rotary? Questo non è proprio attualissimo, ma 75%, oggi 77% di contribuzioni è contribuzione individuale. Ma no, possibile, Mission Impossible, sono i club che contribuiscono. E poi io non mi sporco le mani. Io organizzo, io faccio, io mi muovo, io non contribuisco. In Italia non è così. Questo l'avete già visto, però ve lo ripresento, anche perché noi non siamo idee soltanto, siamo persone, ognuno di noi è una persona. Questo signore si chiama Wayne Chusich ed è lui che ha avuto un'idea. In inglese si chiamano visionary, le persone che hanno un sogno. Da noi, se lo traducete visionario,
gli fate un TSO, lo mandate a una terapia obbligatoria. Questo è un sognatore, una persona che ha un sogno esattamente come Arch Clamp. Qual è il sogno di questo signore? Non solo far capire che Polaris Society non è PHF, che già, figli miei, sapeste quanto si fatica. Il suo sogno è un po' diverso. Il suo sogno è continuità. La meravigliosa Lidia vi ha fatto vedere, io ho sentito alle spalle e ho anche visto di fronte, 200, 278, ma perché stiamo a perdere tempo? Una cifra insignificante. Ma la continuità è un concetto fondamentale. Noi domani saremo ancora questo mondo, auspicabilmente domani saremo ancora rotariani. Allora è inutile che diciamo nel Vangelo, non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, non chi dice la nostra fondazione, la nostra fondazione. La fondazione è mia, la fondazione è vostra, la fondazione è di ognuno di noi. Quindi è inutile dire sosteniamo la fondazione e poi vai avanti tu che mi viene da ridere. La fondazione si sostiene sempre, oggi e in ogni momento. La continuità è cultura, la cultura del dono è continuità. Wayne Ciusic era un genio, è un genio, non so se c'è ancora con noi. I trustee della fondazione, con tutto il dovuto rispetto, ci hanno messo più di 10 anni per rendere ufficiale un programma che ha alcune qualità. Alcune qualità, lasciate stare l'istogramma, guardatelo. L'istogramma dice che i soci sono aumentati e sono in tutti i paesi. Tra un po' gli verrà il torcicollo, però vuol dire che quasi li ho incuriositi. Il numero importante è quel 20%, 200 soci. Beh, ci sono più persone in questa sala che soci PHS? Ma il 20%, i soci PHS, perché l'ostacolo maggiore non sono i $1.000 di cui ci ha parlato anche la meravigliosa Lidia. Io continuo a dire meravigliosa perché lei è meravigliosa, io non so come fa a stare dietro a tutti. Ma quando i $1.000 li convertiamo in un 20%, che è una percentuale che nella politica italiana avercelo il 20% dei voti, 228 votanti no, il 20% del sostegno ai fondi di breve periodo viene dai soci a Polaris Society. E voi dite, mica pizze fichi. Ve la ricordate l'immagine che ci hanno propinato per anni? L'albero con le mele. L'albero con le mele, il fondo permanente produce le mele. Bellissimo. Ma se le mele non ci sono tutti gli anni, che cosa mangiamo? Ci vuole qualcuno che contribuisca costantemente ai fondi di breve periodo, perché il fondo di breve periodo è quello che, come ha detto Lidia, sostiene le azioni. Qui, adesso, la Polaris Society insegna al rotariano a contribuire ai fondi di breve periodo, ma gli insegna anche cos'è la fondazione. La fondazione è il fondo annuale, polio, risposta a disastri. C'è un'assicurazione che diceva non succede, ma se succede meglio essere assicurati. Non succede, ma se c'è il disastro i $25.000 i governatori corrono a chiederli alla fondazione. E chi ce li mette i $25.000? Gesù Bambino? Li trovate sotto l'albero? Il sostegno alla fondazione non è occasionale, è anche occasionale, ma è cultura del dono quando diventa un modo di essere. Questo chi arriva dopo ha sempre il problema di chi c'era prima. Però questo vi dà la misura delle percentuali. Questi sono i numeri dei primi 10, il numero italiano, e le percentuali, vedete come scendono. Ma io non ci sarò, voi sì. Tra altri 10 anni vedrete che queste percentuali saranno ribaltate, perché la continuità non può non essere il passaporto per il sostegno alla fondazione. Eccolo là.
chi ha voglia di fare una foto, il QR code è la versione italiana, il link è la versione inglese di un libretto che parla di Paul Harris Society. Ma quello che colpisce è quel pezzettino di introduzione fatto da Jamie Reward, che è la direttrice di Annual Fund. Com'è possibile che così poche persone, possano fare così tanto? E questo il passaggio che a volte ci sfugge: contribuire, essere rotariani. Immaginate, per l'amico Clementoni, che tutti i global, tutti i district, tutta l'attività della fondazione sia un grande puzzle, dove vedete un colore rosso, la polio, un altro colore, il fondo risposta a disastri, e centinaia e centinaia di tessellini che sono i global e i district. Ebbene, una parte di tutta questa attività è mia, come socio della Paul Harris Society. Il mio contributo si trasforma direttamente ed immediatamente nell'attività della fondazione. Quindi non c'è una cesura tra contribuire e agire. Come ha detto bene il presidente della Fondazione Rotary Italia, noi non facciamo beneficenza. Questo puzzle racconta come l'attività dei rotariani, che non è beneficenza, si trasforma in soluzione dei problemi. E dentro questo puzzle, sapete cosa c'è? Nei puzzle c'è un qualcosa che rende più difficile. Ci sono dei punti bianchi. Ci sono dei punti bianchi che, se si completa il puzzle, si trasformano in parole. Anzi, una parola sola in tutte le lingue: pace. Perché l'attività del Rotary per tutte le aree di intervento porta comunque e inevitabilmente a un aumento della pace, perché rimuove le situazioni di conflitto in tutte le aree di intervento. E quindi essere soci della Paul Harris Society vuol dire continuità, consapevolezza, perché io contribuisco continuativamente e divento consapevole di che cosa viene realizzato, e coscienza e cultura dell'attività della fondazione. In una parola, essere soci Paul Harris, vivere Paul Harris, essere rotariani vuol dire essere veramente uomini e donne d'azione. Grazie. Grazie Roberto per il tuo appassionato intervento, che ci ha fatto capire il sentimento che ha mosso oltre 13 anni fa Roberto nel lanciare questo progetto nel suo distretto, e che condividiamo anche noi nel portarlo avanti dopo tanti anni, perché appunto la chiave, la cosa più importante è assolutamente la continuità. Adesso vorrei dare la parola al board director eletto Massimo Ballotta per un suo intervento ispiratore. Grazie, buongiorno a tutti. È sempre un'emozione sentir parlare di fondazione. Io ricordo che quando un po' di anni fa mi sono approcciato alla fondazione, è stata grazie a chi mi ha ispirato, alla Luciana e a Maurizio, che mi hanno insegnato, e la parola insegnare è importante, mi hanno insegnato cosa vuol dire avere un cuore verso la cultura del dono. Qualcuno dice, ma probabilmente l'avevi già dentro. Sì, questo era il significato. Lui e la Luciana, assieme a mia moglie Rossella, sono riusciti a, si dice, switchare, cioè a far girare quel campanello che mi ha fatto capire che cosa vuol dire poter contribuire. E sono andato a cercare nella mia testa i motivi per cui io ogni giorno mi sento portato verso il dono. Ho cominciato a pensare a quello che avevo avuto
e a quello che ho nella vita. E quindi io potevo dare e festeggiare con le persone che stavano vicino a me, ma soprattutto con quelle che erano distanti. Vedete, in questa sala, ne pensavo prima, siamo lo 0,2% dei soci rotariani. Ma noi non abbiamo bisogno di essere motivati. Io ho avuto Maurizio e la Luciana che mi hanno motivato, ma qua dentro sono convinto che siate tutti motivati. Non è un problema. Il nostro problema è che c'è il 99,8% fuori dei soci che hanno bisogno di essere motivati e hanno bisogno di fare quel piccolo switch. E chi può farlo? Noi, mi rivolgo, voi, perché voi siete la parte più importante del nostro Rotary. Noi abbiamo sentito Roberto con quanto entusiasmo ci ha spinto verso la nostra essere People of Action. E adesso sentiremo un'altra testimonianza. E allora vado indietro alla mia storia e dico: io sono diventato assieme a mia moglie donatore solamente perché qualcuno me l'ha spiegato. Me l'ha spiegato e me l'ha raccontato. E allora io sto portando la cravatta della polio oggi, assieme a mia moglie che porta il foulard e la Lucia che abbiamo avuto a Orlando, proprio perché noi crediamo fortissimamente che tutti noi possiamo contribuire a far sì che il nostro futuro sia sicuramente migliore, verso la pace che diceva Roberto, ma soprattutto verso la possibilità di continuare uniti a fare del bene. Grazie. Grazie Massimo per questo intervento che ha un po' focalizzato l'attenzione su uno dei punti più importanti, il nostro impegno e la nostra partecipazione. Bene, adesso, come ha anticipato Massimo, abbiamo una testimonianza, è quella di Luciana Stringhini, Ash Club Society Circolo degli Amministratori, laureata in economia aziendale alla Bocconi, specializzata in finanza aziendale, dottore commercialista ed esperto contabile. Rotariana dal 2004, è stata District Endowment and Major Gift Subcommittee Chair, District Grad Subcommittee Chair e District Finance Chair. Beh, queste society di sesto livello, ma soprattutto è una cara amica con cui abbiamo condiviso tanti momenti belli di vita rotariana e che è stato per me e per Giusy, assieme a Maurizio, di ispirazione. A te la parola, cara Luciana. Grazie. Buongiorno a tutti. Nel Rotary la cultura del dono è un pilastro fondamentale che sostiene la missione dell'organizzazione: servire al di sopra di ogni interesse personale. La fondazione è lo strumento attraverso cui la cultura del dono, che ci caratterizza come rotariani, si trasforma in progetti capaci di incidere realmente sulla vita delle persone, migliorandola. Nel Rotary il dono non è assistenzialismo, non è beneficenza occasionale, ma un impegno etico continuo. I rotariani mettono a disposizione tempo, competenze, relazioni e risorse economiche per rispondere ai bisogni delle comunità vicine e lontane. È investimento nel futuro. Le risorse affidate alla Fondazione vengono utilizzate per progetti sostenibili, pensati per affrontare le cause dei problemi e non solo le loro conseguenze. È questa visione di lungo periodo che rende la Fondazione Rotary credibile e riconosciuta a livello internazionale. La Fondazione è la dimostrazione che quando il dono è guidato da valori, competenze e visioni, può diventare una forza di trasformazione duratura. Ed è attraverso il nostro sostegno che questa forza continua ad agire oggi e nel futuro. La Fondazione Rotary trasforma le donazioni in progetti sostenibili nelle 7 aree di intervento: pace, lotta alla malattia, salute materna infantile, istruzione, acqua, sviluppo economico e ambiente. Donare alla Fondazione significa investire in soluzioni durature, non in aiuti temporanei.
Donare alla Fondazione significa compiere un atto di fiducia consapevole. La Fondazione opera secondo criteri rigorosi di trasparenza, controllo, rendicontazione e misurazione dei risultati. Ogni donazione è tracciata, ogni progetto valutato. Questa affidabilità rafforza la credibilità del Rotary nel mondo e alimenta la nostra responsabilità come rotariani. Ricordo, come è già stato detto, che la Fondazione Rotary ha ottenuto nel 2025, per il 17° anno consecutivo, il massimo riconoscimento, ossia le 4 stelle da Charity Navigator, ente autonomo di certificazione dei bilanci delle associazioni benefiche negli Stati Uniti d'America. Non dimentichiamo che grazie alla nostra credibilità e alla certificazione dei nostri bilanci otteniamo dalla Fondazione Bill Gates la triplicazione del nostro contributo per la lotta all'eradicazione della poliomielite, nostro service più importante e prestigioso. La Fondazione Bill Gates ci dona ogni anno $100 milioni da aggiungere ai nostri 50 milioni. Infine, il dono alla Fondazione Rotary non impoverisce chi lo compie. Al contrario, rafforza il senso di appartenenza, dà significato all'essere rotariani e ci rende parte di una comunità globale capace di generare cambiamenti reali. È stato detto da un grande rotariano che chi trattiene per sé le proprie sostanze pensa solo a se stesso e alla sua famiglia, mentre chi dona pensa al benessere dell'umanità. Nel 2012 Maurizio e io abbiamo conosciuto 2 importanti HPS italiani, Marialba e Bruno Ghigi. Bruno entrò come socio nel nostro e-club. Ascoltarlo mentre raccontava a noi rotariani dei grandi progetti che aveva realizzato nel mondo, grazie al sostegno della Fondazione, ci ha cambiato la vita. Abbiamo iniziato subito ad informarci sulla nostra fondazione, ricercando in My Rotary altri emozionanti progetti realizzati grazie ad essa. Tutto questo ha creato fiducia in noi, sulla capacità dei rotariani di migliorare la vita di tante persone e anche la fiducia verso la Fondazione Rotary che sostiene tutto questo lavoro. Contemporaneamente ci siamo appassionati al progetto di eradicazione della polio e in quell'anno abbiamo iniziato a donare una piccola somma al fondo polio. La felicità che ci ha dato questa prima donazione è stata grande e abbiamo continuato a donare imponendoci piccoli sacrifici, ossia rinunciare a una vacanza, rinunciare all'acquisto di un mobile antico e così via. Siamo così arrivati al 3° livello dei major donor. Successivamente abbiamo creato un fondo nominativo per sostenere i progetti a tutela della salute materna e infantile, perché non avendo figli ho deciso di diventare la mamma di tutti i bambini del mondo. Oggi siamo molto felici nel pensare che la Fondazione Rotary ci ha dato la possibilità di realizzare il nostro sogno di essere di aiuto alle persone che hanno bisogno, grazie al costante impegno di noi rotariani nel realizzare incredibili progetti in ogni parte del mondo. Quando abbiamo iniziato a donare, mai avremmo pensato di riuscire a entrare nella prestigiosa famiglia dell'Arch Clam Society. Infatti, lo scorso anno ci siamo guardati negli occhi e ci siamo chiesti se eravamo pronti a salire un altro gradino nell'esperienza delle grandi donazioni. La Fondazione Rotary offre un fine settimana a tutti i nuovi membri dell'Art Clamp Society e insieme a Donatella Bonfatti e Roberto Pincione abbiamo partecipato anche noi a Evanston al fine settimana HPS, insieme ad altre 36 coppie provenienti da tutto il mondo, ma particolarmente dall'Oriente. Abbiamo avuto il privilegio di essere accolti all'ultimo piano del One Rotary Center a Evanston, la casa di tutti i rotariani del mondo, nell'Arch Clam Society Gallery. È un luogo magnifico, circondato da grandi vetrate che si affacciano sul lago Michigan.
L'emozione di vedere i nostri ritratti e la nostra storia accanto a quella di altri donatori generosissimi di tutto il mondo è stato fortissima. Eppure devo dirvi che in quel luogo io non ho visto semplicemente ricchi donatori. Ho visto persone che a un certo punto della loro vita hanno deciso che ciò che avevano non doveva finire con loro. In quel luogo non ti chiedi quanto hanno donato, ma che idea di futuro avevano questi donatori. Perché il dono, per come lo viviamo io e mio marito e come credo l'abbiano vissuto tutti questi grandi donatori, è prima di tutto un atto di visione, un gesto di fiducia nel domani. Non nasce dall'abbondanza. Se fosse solo una questione di risorse, quella gallery sarebbe molto più grande. Nasce dalla consapevolezza. Arch Clamp non ha creato la Fondazione Rotary per risolvere i problemi del suo tempo, ma perché altri, dopo di lui, potessero trovare e risolvere i problemi del mondo. E così stiamo facendo noi oggi. Ogni volta che penso a quel luogo mi rendo conto che il vero privilegio non è vedere il proprio nome su una parete, ma sapere che grazie a una scelta fatta oggi, qualcuno domani avrà un'opportunità in più. L'esperienza fatta è stata fantastica. Tutti noi abbiamo avuto la possibilità di raccontare la nostra storia di donatori e abbiamo avuto la possibilità di ascoltare la storia di tutte le altre coppie. Ognuno ha un vissuto diverso, ma tutti abbiamo visto nella Fondazione Rotary la risposta ai nostri sogni. Interagire con i senior leaders del Rotary e della Fondazione, che ringraziano personalmente i donatori, è stato davvero emozionante ed importante. E si capisce che il tuo contributo porterà davvero un miglioramento all'umanità. La cultura del dono non è quanto diamo, ma quanto lontano decidiamo di arrivare, anche quando non saremo più lì. Ritengo che donare lo dobbiamo sentire quasi come un dovere morale, una responsabilità morale. Proprio noi, che siamo stati più fortunati nella vita, dobbiamo pensare alle persone che meno hanno avuto. Grazie. Grazie a Luciana, ci ha dimostrato come dietro ogni donazione c'è una maturazione, c'è un senso di voler aiutare gli altri, di voler mettersi dalla parte di chi ha più bisogno. È quello che dovremmo fare tutti noi rotariani, ognuno per quello, come ha detto lei, delle proprie possibilità. Non occorre fare cose grandissime, ma tante piccole cose messe insieme riescono a fare così grandi. Ed è un po' anche il senso della Fondazione. Da soli tante cose non saremmo capaci di farle, assieme alla Fondazione questo diventa assolutamente possibile. Adesso appunto parleremo di un dubbio, un dilemma, dare o ricevere, e questo è il tema dell'intervento di Alain Van der Poel, che è vicepresidente del Rotary International, board director per l'Italia e la Francia e il Belgio. Alain ha una grande esperienza manageriale, ha operato nel settore bancario, editoriale, delle risorse umane, ha gestito una società di consulenza all'interno della Commissione europea, è rotariano dal 1992 e attualmente è proprietario di un distributore di forniture sanitarie per il bagno che ha fondato nel 2005. È una persona impegnatissima, come ho detto nel mio saluto iniziale, ha avuto l'intuizione di mettere assieme per la prima volta in un unico incontro internazionale i rotariani di Europa, Africa e Medio Oriente. È stata un'esperienza bellissima incontrare persone di tutto il mondo e scambiare opinioni, incontrarsi, ecco, creare ponti con tanti rotariani che vivono la loro esperienza di uomini d'azione nei loro territori. Alain farà il suo intervento in francese
noi abbiamo il Rotary International, quindi farà il suo intervento in francese, voi vedrete mentre lui parla la traduzione in italiano sullo schermo. Grazie Alain di aver accolto il mio invito ed è un grande piacere averti con noi. Buongiorno. Good morning. He's not looking to me. I speak English and he don't look to me. I can try in Flemish. Goedemorgen. No, nobody understands. I can only try. Mes chers amis, permettez-moi de commencer par une question très simple, presque déstabilisante par sa simplicité. Préférons-nous donner ou recevoir? Intuitivement, surtout dans une organisation comme la nôtre, la réponse semble évidente. Donner, bien sûr. Donner de son temps, donner de ses compétences, donner de ses ressources. En fait, donner pour servir. Serve is above self. Et pourtant, si le choix était si simple, pourquoi cette question nous mettrait-elle alors mal à l'aise? Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble à cette interrogation. Donner ou recevoir, est-ce vraiment un choix? Ou bien les deux faces indissociables d'une même médaille au cœur même de l'engagement rotarien et de l'action de la Fondation Rotary? En fait, donner, c'est une valeur fondatrice du Rotary. Donner est inscrit dans l'ADN du Rotary depuis sa création. Donner, pour nous, n'est pas un geste ponctuel, c'est une posture, c'est une attitude, un état d'esprit. Nous donnons parce que nous croyons que chacun a une responsabilité envers la société. Très tôt, le Rotary a compris qu'un engagement durable avait besoin d'un outil structuré. C'est ainsi qu'est née en 1917 la Fondation Rotary. Un geste modeste, sans doute symbolique, qui allait pourtant devenir l'un des leviers humanitaires les plus puissants du monde. Aujourd'hui, la Fondation Rotary transforme nos intentions en actions concrètes, durables, mesurables. Elle nous permet de passer du désir d'aider à la capacité réelle d'agir. À travers elle, le don prend une dimension internationale comme éradiquer la polio, apporter de l'eau potable, soutenir l'éducation, promouvoir la paix, lutter contre les maladies, protéger l'environnement. Au fond, l'illusion du don à sens unique, c'est un peu ça la question. Pourtant, lorsque nous parlons de don, nous avons souvent en tête une image très verticale. Celui qui donne et celui qui reçoit. Celui qui est en position de force et celui qui est en position de besoin. Mais cette vision est incomplète, voire trompeuse, car donner n'est jamais un acte à sens unique. Prenons un exemple concret. Lors d'une action humanitaire financée par la Fondation Rotary, un club fournit des fournitures scolaires dans une région défavorisée. À première vue, le don est clair. Des livres, des stylos, des cartables. Mais en fait, que reçoivent les Rotariens en retour? Des sourires, des regards pleins d'espoir, une leçon d'humilité et parfois une remise en perspective
de nos propres priorités. Mais dès lors, recevoir, est-ce une faiblesse ou une force? Parlons maintenant un petit peu de ce titre « recevoir ». Recevoir est souvent plus difficile que donner. Parce que recevoir suppose d'accepter que l'on ne peut pas tout seul, que l'on a besoin des autres. Dans nos sociétés occidentales, recevoir est parfois associé à la dépendance, voire à la faiblesse. Pourtant, dans de nombreuses cultures, recevoir est un acte de respect. Refuser de recevoir peut même être perçu comme une offense. Au Rotary, recevoir, c'est aussi un acte de confiance. Lorsque nous donnons à la Fondation Rotary, nous acceptons de recevoir quelque chose en retour. Une expertise, une gouvernance transparente, une capacité d'action mondiale et surtout un impact démultiplié. La Fondation ne fait pas à notre place. Elle agit avec nous et pour nous pour permettre d'agir mieux. Recevoir ici, ce n'est pas s'effacer, c'est s'inscrire dans une large chaîne de solidarité. Au fond, la Fondation Rotary, c'est le lien entre donner et recevoir. C'est la plus belle illustration de cette complémentarité entre donner et recevoir. Elle est le trait d'union entre nos clubs locaux et les besoins du monde. Grâce à elle, un don effectué ici peut transformer une vie à l'autre bout de la planète. Nous donnons à la Fondation Rotary des contributions financières, notre confiance, notre vision à long terme. Et en retour, nous recevons une gouvernance exemplaire, une transparence reconnue, une ingénierie de projets rigoureuse et des impacts durables. Notre fondation ne se contente pas de répondre à l'urgence, elle investit dans les solutions pérennes, mesurables, évaluées. Un exemple emblématique est, bien sûr, la lutte contre la polio. Grâce aux dons des Rotariens du monde entier, transformés par la Fondation en campagne de vaccination coordonnée, des millions d'enfants ont été protégés. Et ce combat montre la force du modèle de la Fondation Rotary. Persévérance, partenariat stratégique et engagement sur le terrain. Alors donner ou recevoir, est-ce vraiment un choix? En réalité, poser la question ici, c'est créer une fausse alternative. Donner sans jamais recevoir conduit à l'épuisement. Recevoir sans jamais donner conduit à l'isolement. L'équilibre est donc essentiel. Au Rotary, nous donnons parce que nous avons reçu une amitié, un réseau, des valeurs, une ouverture sur le monde. Et nous recevons parce que nous donnons du sens, de la cohérence, de l'utilité sociale. La question du don prend donc aujourd'hui une résonance toute particulière. Les défis du monde sont immenses. Des crises humanitaires, un dérèglement climatique, des inégalités croissantes, des conflits persistants. Face à cela, certains pourraient être tentés par le repli ou le découragement. Mais l'histoire du Rotary et de sa fondation nous montre une autre voie, celle de l'engagement collectif, structuré et durable. Ce jour, dans le cadre de cet événement de la Fondation Rotary, permettez-moi d'être très clair. La Fondation a plus que jamais besoin de notre générosité. Non pas par principe, mais parce que chaque don supplémentaire se transforme immédiatement en action concrète.
Donner à la Fondation Rotary, c'est permettre à un projet local de devenir un projet international. C'est transformer une bonne intention en résultat mesurable. C'est offrir de la stabilité là où il n'y a que de l'urgence. C'est aussi faire le choix d'un don efficace, d'un don qui est contrôlé, évalué, amplifié, un don qui ne se perd pas, mais qui se multiplie. J'aimerais vous inviter à voir votre contribution non pas comme une dépense, mais comme un investissement humanitaire. Un investissement dans la paix, dans la santé, dans l'éducation, dans l'avenir. Oui, mes amis, chaque don compte, qu'il soit ponctuel ou régulier, qu'il soit modeste ou conséquent. Ce qui importe, c'est ce geste et la confiance qu'il exprime. En donnant à la Fondation Rotary, nous confirmons et collectivement que nous croyons encore et toujours à la capacité de l'action humanitaire à changer le monde. Je ne peux pas m'empêcher, dans ce monde en tension dans lequel nous vivons, de vous dire pourquoi la solidarité est plus que jamais nécessaire. Nous ne parlons pas du don dans un monde abstrait. Nous parlons du don dans un monde réel, traversé par des tensions profondes. Un monde aujourd'hui marqué par des guerres qui reviennent sur le sol européen et ailleurs, des crises migratoires durables, des pandémies récentes, une crise climatique qui fragilise les plus vulnérables, et des inégalités qui se creusent au sein même de nos sociétés. Mais mes chers amis, au-delà de ces crises visibles, il existe aussi une autre fracture, plus silencieuse et tout aussi dangereuse, la polarisation de nos sociétés. Nous vivons une époque où le débat se durcit, où les opinions se radicalisent, où l'on classe trop vite les individus en camps opposés, eux et nous, les inclus et les exclus, les gagnants, les perdants. Cette polarisation, mes amis, nourrit la stigmatisation. On désigne des responsables, on simplifie les réalités complexes, on enferme les personnes dans des étiquettes. Et peu à peu, le lien social s'effrite. À cela s'ajoute un autre discours, très présent dans nos sociétés modernes. Celui qui promet le bonheur dans l'autonomie totale et l'indépendance absolue. On tente à nous dire, sois autonome, sois performant, ne dépend de personne. Construis ton bonheur, c'est elle. Mais ce modèle a un produit et un prix. Il produit de l'isolement, il produit de la solitude, il produit également une immense fatigue intérieure. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Dans ce contexte, la solidarité n'est pas un luxe moral. Elle devient une nécessité vitale. Face à un monde fragmenté, notre réponse ne peut pas être le repli. Face à un monde polarisé, notre réponse ne peut pas être la radicalisation. Face à un monde qui valorise l'isolement, notre réponse doit être la communauté. Et c'est là précisément que le rôle spécifique de la Fondation Rotary prend tout son sens. Car la Fondation n'est pas seulement un outil financier, elle est une infrastructure mondiale de solidarité, pensée pour répondre aux grandes fractures de tous les temps. Lorsque le monde se polarise, la Fondation crée des partenariats transfrontaliers. Lorsque les sociétés se fragmentent, la Fondation finance des projets qui rassemblent. Lorsque la méfiance progresse, notre Fondation impose des standards de transparence et de confiance.
Dans un monde où les États sont parfois débordés, où les institutions sont parfois contestées, la Fondation Rotary apporte une chose rare, une capacité d'action crédible, indépendante, durable et respectée. Prenons quelques exemples. Quand la guerre ou la pauvreté détruisent les systèmes de santé, la Fondation Rotary finance des centres médicaux et des campagnes de vaccination. Quand le dérèglement climatique provoque des pénuries d'eau, la Fondation soutient des projets d'accès durable à l'eau potable. Quand les sociétés sont déchirées par la violence, nous investissons dans des programmes de paix, des bourses pour former des médiateurs, des leaders capables de reconstruire le dialogue. Autrement dit, à chaque grande crise de notre monde, la Fondation Rotary ne se contente pas de compatir. Elle structure une réponse d'avenir. Elle transforme notre inquiétude en action. Elle transforme notre compassion en solution. Elle transforme notre solidarité en projet évalué, suivi et pérenne. Et c'est là une responsabilité immense pour nous tous rotariens. Car si la Fondation agit, c'est parce que nous la faisons vivre. Elle n'est pas une entité lointaine, elle est l'expression collective de notre volonté d'agir. Dans un monde où nous nous vend le bonheur, dans l'autonomie et l'isolement, nous portons, grâce à la Fondation, un message radicalement différent. Celui d'un bonheur durable qui naît de la relation, du partage et de l'engagement. Et à chaque don que nous faisons à la Fondation, cela devient un acte profondément politique au sens noble du terme. Politique au sens noble du terme. J'ai eu la chance, c'est pas dans mon texte, de faire des études gréco-latines. Politique, c'est s'occuper de la ville, c'est ce que nous faisons au sens noble du terme. Mes chers amis, je ne pourrais terminer sans vous toucher un mot d'un domaine cher à notre président Gordon. Où donner et recevoir est essentiel, la santé mentale. Croyez-moi, voilà bien un domaine où le sens unique de nos pensées et échanges est le plus dangereux. Nous avons un devoir fondamental à nous engager dans ce combat. Trop de personnes nous quittent parce que l'échange n'a pas existé ou n'existe pas, parce que la force du don de soi ne s'est pas révélée suffisante et que la réception de l'autre côté n'a pas pu exister. Nous avons un devoir fondamental à nous engager dans ce combat. La solitude et l'absence de partage amènent à la culpabilité et la culpabilité amène à la disparition par la honte. Derrière la santé mentale se cachent des mots très forts de souffrance et d'incompréhension que nous ne percevons pas suffisamment tôt. Jamais nous ne donnerons ni écouterons assez ceux qui souffrent et qui ne nous le disent pas. Je conclurai donc par une dernière réflexion. Donner et recevoir ne sont pas des choix opposés. Ce sont des mouvements complémentaires qui se nourrissent l'un l'autre. En donnant à la Fondation Rotary, nous ne faisons pas qu'un don financier. Nous investissons dans notre vision. Nous faisons confiance à un outil qui amplifie notre engagement et lui donne une portée mondiale. Et en retour, nous recevons bien plus que ce que nous imaginons. Du sens à la vie, de la fierté, de la crédibilité d'une action reconnue et la certitude que notre engagement s'inscrit dans la durée.
La Fondation Rotary n'est pas une structure abstraite. Elle est l'expression concrète de nos valeurs communes. Elle est le prolongement naturel de notre vie, servir d'abord. Et peut-être que le véritable enjeu n'est pas seulement de donner ou de recevoir, mais de transmettre. Transmettre la culture du don, transmettre la confiance dans la Fondation, transmettre aux nouvelles générations l'envie de s'engager. Alors, donner ou recevoir? Dans le cadre de la Fondation Rotary, la réponse devient évidente. Nous donnons pour recevoir de l'impact et nous recevons pour pouvoir donner davantage. C'est cette dynamique vertueuse qui fait notre force collective. Je vous remercie. Merci. Merci Alain. This is for you for your contribution to the success of this event. Thank you. Alain ci ha fatto notare come la Fondazione è diventato il legame tra il dare e il ricevere e come in effetti più noi doniamo e più riceviamo. Tante volte riceviamo molto di più di quanto abbiamo donato e non lo riceviamo, magari noi facciamo una donazione economica, ma noi non riceviamo in cambio non ne abbiamo un ritorno economico, ne abbiamo un ritorno umano che è sicuramente di grandissima importanza, che ci arricchisce molto di più di quello che abbiamo donato. Bene, e adesso ascoltiamo un breve messaggio video che ci ha inviato il Presidente Francesco. Avevo invitato Francesco a partecipare a questo evento prima che diventasse Presidente internazionale e mi aveva detto che sarebbe stato qui con noi. Poi ovviamente con l'elezione le priorità sono cambiate, in questo momento lui è in Africa per un tour tra i Rotary Club africani, quindi non può essere con noi, però il legame con noi c'è sempre, ci teneva a mandarci un suo messaggio che possiamo adesso vedere. Amici leader del Rotary, siete riuniti tutti a Venezia in occasione del seminario per la Fondazione Rotary della zona 14 insieme al caro amico Gordon. Grazie per la vostra dedizione e il vostro impegno a favore della Fondazione Rotary. Contributi come i vostri non si limitano a finanziare i nostri progetti, dimostrano la vostra capacità e la vostra fiducia nel Rotary di fare una differenza significativa. La Fondazione Rotary è il caposaldo delle nostre attività e dei nostri obiettivi. Ci aiuta ad amplificare i nostri sforzi, ad ampliare la nostra portata e a trasformare le idee in azioni. Quando uniamo le nostre risorse, liberiamo tutto il nostro potenziale per affrontare le sfide, creare cambiamenti duraturi nelle comunità di tutto il mondo e tracciare una rotta per le generazioni future. Con il supporto di donatori come voi possiamo essere uniti per fare del bene. Possiamo continuare a fare service nelle nostre comunità locali e globali con determinazione e passione. Possiamo rafforzare i legami che ci uniscono come individui pronti ad agire. Il vostro contributo ci permette di guardare avanti insieme con idee audaci e risolutezza per garantire che il Rotary e la Fondazione Rotary rimangano fari di speranza e di progresso per le future generazioni. Grazie a tutti voi. Francesco ha voluto lasciarci un messaggio di vicinanza e di amicizia e adesso andiamo al nostro ultimo intervento, l'intervento di Gordon McInally, past President del Rotary International,
membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary. È scozzese, farà il suo intervento in inglese perché, come diciamo, siamo internazionali, però vedrete anche in questo caso la traduzione sullo schermo, che scorrerà sullo schermo. Gordon ha studiato alla Royal High School di Edimburgo, all'Università di Dundee, laureandosi in chirurgia dentale per poi gestire il suo studio dentistico. È stato presidente della sezione della Scozia orientale della British Biodontic Society e ha ricoperto ruoli di leadership nella Chiesa di Scozia. È socio del Rotary dal 1984. Grazie Gordon, thank you Gordon to be here. It's a great honor to have you here. Thank you very much. Buongiorno, cari amici, cari sostenitori della Fondazione Rotary, come va? Bene. Vorrei parlarle in italiano, ma purtroppo la mia capacità di parlare italiano si limiti a frasi come va pensiero. Nessun dorma e che cieli di manina. Allora, con il vostro accordo, parlerò in inglese. I am so grateful to have the opportunity to spend time with you here in Venice this weekend. I speak for both Heather and myself when I say thank you for all the kindness you have shown us, for your friendship, for your fellowship, and for your much too generous hospitality. I have to tell you, Italy has a very special place in both our hearts. Heather and I met in Florence when we were both students. We were part of a Scottish choir that gave concerts throughout the city and surrounding towns during a week-long tour in March of 1975. My claim to fame during that week, apart from meeting my future wife, was that I sang solo in the Salone di Cinquecento in the Palazzo Vecchio at the age of 17. Of course, our music careers took very separate directions after that. Heather going on to forge a successful career as a professional opera singer, and I going on to forge a successful career as a dentist. However, I am not here this morning to tell you my life story. I am here to talk a bit about what draws us to the beautiful city of Venice this weekend, our Rotary Foundation. Our Rotary Foundation. Because, as donors, it is something of which we all have ownership, something which Roberto Pincioni conveyed so well earlier. We talk a great deal about numbers when it comes to our Rotary Foundation. We have heard many of these numbers this morning. The fact that last year we raised $569 million. The fact that our endowment fund has now surpassed $2.050 billion. The fact that we have now produced 1,800 Peace Scholars. The fact that each year, as we have heard, we make around 1,500 global grants, 450 district grants. But for me, what matters most about our Rotary Foundation are less the numbers and more the individuals we impact. The individuals whose lives we change. The individuals whose lives we save. During my journey as RI President, stretching back to my nomination in 2021, Heather and I have been so fortunate to meet countless individuals who have been served through our Rotary Foundation. Individuals who were impacted.
individuals whose lives were changed, and yes, individuals whose lives were saved. Today, I would like to tell you a little about just 3 of them. And let me start by telling you about Precious. Precious was 9 months old when I met her during a visit to Africa in March 2024. She lives with her mother and her siblings outside Lilongwe, the capital of Malawi. The day I met her, Precious's mother had walked for many hours, traveling many kilometers under the extreme heat of an African sun, to bring her to a health camp, organized by Rotary and funded by our Rotary Foundation. She brought Precious there that day because she had heard that Rotary was vaccinating children against polio. As part of my visit to that health camp, I had the privilege of vaccinating many children, Precious included, against polio. And as I stand here today, in my mind's eye, I can still see those 2 drops of Precious liquid falling onto Precious's tongue, and my realization that she would be saved from contracting a disease that might cripple her, or worse still, kill her. And I can also see the look of sheer gratitude in the eyes of Precious's mother as she too realized that her daughter was safe. All thanks to Rotary, thanks to you. The second individual I'd like to tell you about is Pinky. Pinky lives in Chandigarh in northern India, and I met her when I visited India in January of 2024. I met her when we visited her school, a school which was being funded by our Rotary Foundation. I vividly remember our journey to the school, from our hotel in a reasonably affluent part of the city, along narrowing streets and alleyways filled with people, animals, colour, dust, and the incessant noise of horns from cars, buses, and lorries. I remember arriving at the entrance to the school. It was no more than a simple archway in a busy and noisy commercial street. We walked through the archway, past piles of discarded, smelly trash, and down a long, dark passageway to a courtyard around which the school was laid out. We entered a classroom, a spotlessly clean classroom, with rows of desks and immaculately dressed children sitting quietly behind them. Pinky, at the age of 8, stood up and walked confidently to the front of the class, turned to us and her classmates and said this: "Education is the key to the golden door of a more hopeful future." And of course, she was absolutely correct. Education is the key to the golden door of a more hopeful future. And Pinky is receiving that key to that golden door of a more hopeful future. When Pinky concludes her education and walks through that golden door, she will have the chance to make her way in life with self-respect and with self-reliance. Exactly what we would wish for our own children or grandchildren. And that will be thanks to Rotary. That will be thanks to all of you. The third and final individual I would like to tell you about today is Anna. I met Anna in August of 2022 when I visited the Philippines. Whilst in the Philippines, I had the opportunity to visit the Los Santos Medical Center in Quezon City, which has for a number of years been the site of a wonderful partnership which sees the poorest of the poor children of the Philippines gain access to free surgeries for congenital heart defects, thanks to an ongoing global grant. The surgeries being carried out there do not only change these children's lives, they save these children's lives, allowing them to become normal, happy, and achieving.
During my visit to De Los Santos, I had the opportunity to visit the recovery ward and to meet several patients who had not long received surgeries and greet them and their parents. Parents who took my outstretched hand and held it tightly in gratitude for what Rotary had done for their children. As I left the ward, I was invited at first hand to see a surgery about to be carried out on Anna, a young 4-year-old girl with a hole in her heart. A hole in her heart which, were it to be left untreated, would limit her life and ultimately cause her early death. Now, having carried out my fair share of oral surgery over the years, I was no stranger to the operating room, and so I was happy to watch this little girl's procedure, a procedure that was going to save her life. As I stood next to the operating table, marveling at the skill of the young pediatric cardiac surgeon performing the operation, I felt my mobile phone vibrate in my pocket. Once the operation was complete and little Anna was safely in the recovery room, I took out my phone to discover a WhatsApp message from Scotland with a photograph showing my then 4-year-old granddaughter Ivy in her new school uniform with a beaming smile on her face. For on that very day, at the very moment I was witnessing little Anna's operation, Ivy was setting off for her first ever day at primary school. As I stared at the photograph on my phone, blinking back the tears in my eyes, I thought of little Anna, whose operation I had just witnessed, and the fact that there was hope she too would be able to embark on the journey of education on which Ivy was just embarking. There was hope she too would be able to enjoy a normal, happy, and achieving life. I left that clinic that day with hope for Anna, but heard no more until April of last year, when I met the member from the Rotary Club of Makati West in Manila at an Arch Clump Society induction weekend in Evanston. And there, the best part of Anna's story began. I told him about my experience in Manila, and he remembered being at De Los Santos with me that day. 2 weeks later, I received an email from him containing a photo of Anna with the same beaming smile on her face that my granddaughter Ivy had had as she set off to school. Anna has recovered. Anna is in school, and Anna will be able to enjoy that happy, normal, and achieving life. The hope I had for her in August 2022 has been fulfilled thanks to Rotary, thanks to each and every one of you. Of course, to help any of the individuals of whom I have just spoken, we need to make sure that our Rotary Foundation continues to be adequately funded. Donation to our foundation allows it to transform your generosity into action, exactly where it's needed most. Giving through our Rotary Foundation amplifies our ability to create meaningful, lasting change. The sort of change we have made to Precious, and to Pinky, and to Anna, and to everyone we serve. When we come together, Rotary members, donors, and partners, we multiply our impact, reaching more communities and addressing the world's most pressing challenges. When we unite through Rotary, there's no limit to the good we can do in the world. Your generosity fuels the work we do, strengthens the connections we build, and makes it possible to fight disease, promote peace, and empower future leaders. I want to thank you for being part of this global effort to create change. I also want you to remain part of this global effort, because when all is said and done, to quote the author William H. Johnson, if it is to be, it is up to me. I always think this final story illustrates that rather well.
Toni Morrison, the 1993 Nobel Prize winner for literature, told a version of the following story in her acceptance speech. And I believe it has relevance for us in our Rotary Foundation. High on a hilltop, there lived a wise old man whom many people called a genius. Legend had it that he could answer any question posed of him. Two local boys decided they could fool the old man. Thinking they had a plan that was perfectly foolproof, the boys caught a small bird and headed for the hilltop. As they approached the wise old man, one of the boys held the little bird in his hands. "Old man," he said, "could you tell me if this bird in my hands is dead or alive?" The old man sized up the two boys, and without hesitation he answered, "Son, if I tell you the bird is alive, you will close your hands and crush the bird to death. If I say the bird is dead, you will open your hands and he will fly away. You see, in your hands you hold the power of its life and death." I would venture to suggest that that is exactly how it is for us as regards the people we serve through our Rotary Foundation. We hold the power of their future, and in many cases the power of their very life or death in our hands, and for that matter, in our wallets. Let us all make sure we make the right choices, take the right decisions, and do the right things to ensure we have a vibrant and healthy foundation to help make the world a better place and to improve the lives of all with whom we share it. Thank you so much. Grazie mille. Ciao. Thank you, Gordon. Thank you very much. Just a little appreciation for your speech. Thank you very much. Thank you very much. Gordon ci ha raccontato 3 esempi, 3 momenti di come la Fondazione Rotary ha avuto impatto sulle persone. E quando ascoltavo il suo discorso ho pensato, riflettevo, dico, ma immaginiamo, noi facciamo 1400 progetti ogni anno. Ognuno di questi progetti impatta su tantissime persone. Immaginate quante storie possiamo raccontare di quello che fa la Fondazione Rotary e di quello che facciamo noi attraverso la Fondazione Rotary. Ecco, è un grande impatto che noi possiamo avere sulla vita degli altri. Dobbiamo riflettere, perché la Fondazione non è semplicemente il donare, ma è impattare, dare possibilità, opportunità a chi senza questo nostro intervento non potrebbe averle. È una riflessione che vi lascio al ricordo anche di questa giornata e che voglio sia uno stimolo. Però abbiamo previsto anche uno spazio per i vostri interventi. L'unica cortesia che vi chiedo è quella di limitarli a 3 minuti per dare un po' a tutti l'opportunità di intervenire, di fare delle domande ai nostri relatori o di fare delle semplici considerazioni. E ovviamente, ecco, nei 3 minuti a vostra disposizione. Chi vuole può, prego, accomodati. Sì, vieni qua, vieni. Giulio Bicciolo, il mio predecessore, nonché maestro come coordinatore regionale. Grazie. I have a question for the trustee of the Rotary Foundation, Gordon McInally. The mission of the Rotary Foundation is to promote peace and international cooperation. We know that in 2027, a new Rotary Peace Center will be open in India. Asia is an area with many problems, like climate problems, conflicts, overpopulation. So, can you
talk about this new Peace Center. What will be the prospects and objectives of this new Rotary Peace Center? Thank you. Grazie Giulio. So grazie Giulio, that's a very good question, and it's very exciting to know that just last week President Francesco was in India to officially open the new Peace Center at Symbiosis University. Buongiorno a tutti, innanzitutto, dunque ricorda che proprio poco tempo fa il presidente Francesco Arezzo era in India per l'apertura di questo nuovo centro. By way of history, we have had a presence in Asia, Southeast Asia previously, in that we had a peace center in Thailand, which we closed some 2 or 3 years ago, and we were seeking an alternative venue. Ricorda anche che c'era in Thailandia un centro per la pace che però poi è stato chiuso e quindi c'era l'intenzione di trovare un nuovo luogo in Asia dove aprire un centro. So the Indian University at Symbiosis in Pune is not solely dedicated to India, it is dedicated to the entire region. Quindi l'obiettivo di questo nuovo centro è di fare da riferimento non solo per l'India ma per tutta la regione asiatica. And as with our other peace centers around the world, we'll be training peace scholars, we'll be educating peace scholars to go back into the field and to build peace. Quindi anche qui l'obiettivo sarà appunto di educare, di formare, di preparare nuovi ambasciatori per la pace. Those who study in India will not be exclusively from that country, or indeed not exclusively from Asia, but will be drawn from around the world and will be allowed to come together to study peace and conflict resolution, conflict prevention as one body. Il centro non sarà dedicato solo, come gli altri centri, non sarà dedicato solo alle persone che vengono dall'India, ma a persone che vengono da tutto il mondo, che potranno unirsi e lavorare, studiare la pace e la prevenzione dei conflitti. And I think it's important to realize with all our peace scholars, wherever they are studying, wherever they graduate from, we are not training individuals in the act of stopping conflict. È molto importante sottolineare anche che la formazione che viene data a queste persone nei centri non è solo per fermare i conflitti. We are training individuals to stop conflict from starting in the first place. And everything we do in all 7 of our areas of focus help conflict from starting. Noi lavoriamo proprio per non fermare i conflitti già esistenti, ma per fermare l'inizio dei conflitti, che è una cosa che viene fatta anche attraverso le 7 aree di intervento. So it is an exciting time for Rotary to be establishing a new peace center. We intend to establish other peace centers as time goes forward and as funds become available. It's not a secret that we would love to have a peace center in South America, but at present we do not have funding, and so that is going to be for the future. È motivo di grande orgoglio avere questi centri per la pace e sarebbe bello poterne aprire di nuovi. Un obiettivo potrebbe essere di aprirne uno in Sud America, però al momento non esistono i fondi e quindi quando ci saranno in realtà l'obiettivo della fondazione è di aprirne altri. So thank you very much for the question. Giovanni Agliata ha chiesto la parola, magari facciamo 2 o 3 interventi e poi mettiamo insieme le risposte, ok? Grazie Valerio, estremamente stimolante la mattinata. Le considerazioni sono almeno 3. Uno riguarda il discorso di End Polio Now. Noi siamo usciti nelle piazze con i
con i San Martini, dolce tradizionale veneziano. Voi avete trovato nella vostra borsa di uno dei nostri produttori 3 tipi di biscotti veneziani nella scatoletta, e quindi è uno dei nostri soci di Jesolo molto proattivo. Quando siamo usciti nelle piazze abbiamo riscontrato che il discorso End Polio Now non è un discorso pacifico. Tante persone hanno detto: ma la polio non è già stata eradicata, ma il Rotary sostanzialmente non è riuscito ad arrivare in fondo alla campagna. So the problem is still that we have to deal with polio. E mi ricordo quando eravamo nella piazza l'anno scorso a Gaza, e che ci fu un momento anche del Rotary International per dire si intervenne a Gaza attraverso i medici non rotariani, ma quelli ovviamente finanziati dal Rotary, perché veniva fuori la polio anche a Gaza in quella situazione. Sappiamo tutti che è l'acqua l'elemento fondamentale, quindi si deve battere sull'End Polio Now, e quello è uno. Una seconda considerazione legata ai soldi, ed è il discorso che abbiamo fatto nell'annata, adesso c'è stato il Presidente dell'annata scorsa, il discorso dei Paul Harris e anche altre forme di finanziamento, e anche a proposito Lidia che aveva richiamato questo. Io ho verificato che c'è un fatto, almeno ho fatto una sperimentazione, tanti Paul Harris fondamentalmente che ho preso, sia il club che altri, non solo rispetto ai rotariani, ma anche rispetto a istituzioni veneziane. Abbiamo avuto la soddisfazione dal Porto alla Fenice ad altri, che le università e il resto. Un momento in cui il Paul Harris, che ha un suo valore particolare ed è un riconoscimento di un certo tipo, non voglio entrare nel merito, serve come ponte spesso e volentieri per cui c'è questo elemento, chiedo insomma ai soci, ai vari di tutte le parti, il comprare dei Paul Harris anche per altri, con l'ipotesi di darli in uno dei fondi sostanzialmente, e anche per la fondazione italiana adesso che ci consente la deduzione fino a 1/3 del reddito e tutto il resto. Elisabetta Fabbri, l'ho vista prima, era qua. Noi abbiamo fatto un intervento sui virtuosi che ha coinvolto nel distretto, e ringrazio Gigi Albertinolli e ringrazio, dovendo finire, Alessandro Calegalis, il mio governatore di prima, aprire iniziative per non rotariani. Il merito della società civile dei rotariani crea un enorme parterre e un'enorme condivisione su questa, sì, ecco, anche Anna Favero piuttosto che non tutti quanti, perché devo dire, e questo è importantissimo, avviate iniziative attraverso il quale ci sono meccanismi anche finanziari, e ringrazio l'imprenditore, adesso mi sfugge il nome, degli ombrelli che sono nella borsa. Acqua e Sapone è una catena fondamentale in Italia, è quello che è stato bellissimo. Quindi gli elementi sono questi in sostanza: esistono molti sistemi per raccogliere fondi, gratificare le persone, anche i non rotariani, e quindi bisogna assolutamente andare avanti su questa linea. Saluto tutti gli amici e complimenti al nostro Presidente. Io approfitto che Giovanni è qui perché volevo donargli un attestato per ringraziarlo per quanto ha fatto per la realizzazione di questo convegno. C'è stato vicinissimo, ci ha sostenuto in tante iniziative, quindi ci tenevo a consegnarti questo certificato di apprezzamento. Vorrei fare, ci sono altri 2 interventi e poi facciamo rispondere, va bene? Daniela Tranquilli, PDG del distretto 2080, Lazio e Sardegna. Buongiorno, grazie agli organizzatori perché torno a casa con molto entusiasmo e tante cose nuove. 2 riflessioni e domande. La prima è che la Rotary Foundation fa tantissime cose, io sono nel Rotary da 30 anni, però spesso non lo sanno fuori, cioè parliamo sempre tra noi benissimo, ci diamo tanti riconoscimenti, però fuori spesso il Rotary non viene conosciuto.
un esempio che faccio per l'Italia. Quando in televisione o sui giornali si parla dell'eradicazione della polio, si parla solo e esclusivamente dell'UNICEF. Raramente ho visto fotografie con giubbini dell'End Polio Now, e questo sinceramente mi rattrista, anche perché la campagna End Polio Now è nata quando mio padre era governatore. La seconda cosa è, voi parlate di continuità, bellissima questo impegno nel donare. La mia domanda è: il Rotary International è in grado di fare un controllo che questo impegno sia poi mantenuto negli anni come promesso? Insomma, spero che abbiate capito, cioè uno si impegna, poi per donare ogni anno prende il distintivo, non chiamiamola spilla, e poi dopo versa? Grazie. Grazie Daniela. E allora Stefano Clementoni, Endowment Major Gift Advisor per la regione 15, zona 14, a te la parola. Non intervengo come EMGA, ma come proprio rotariano. Questa mattina abbiamo ascoltato diverse storie, alcune delle quali mi hanno commosso. E la commozione è un'espressione del cuore. Quindi, di nuovo, perché non è la prima volta, delle storie mi hanno suscitato questa volontà di continuare ad essere partecipe di questa grande missione che abbiamo, di questo essere parte appunto della nostra Fondazione Rotary. Questo mi porta quindi a sottolineare anche una cosa che aveva detto ieri sera Massimo Ballotta. Questo storytelling, questo ricordare, raccontare quello che sono le nostre emozioni agli altri. Lo diceva giustamente chi mi ha preceduto, cioè creiamo questi momenti. Noi siamo qua, ce le ripetiamo, le conosciamo. Quello che dovremmo fare, a mio avviso, lo sto veramente suggerendo ai governatori, di creare dei momenti, di creare degli interclub, perché a parlare nei club raggiungiamo veramente la base, altrimenti, ecco, 0,2%? 0,2%, ma tutti gli altri? In questa maniera riusciremo sicuramente ad aumentare anche quei numeretti piccolini che probabilmente hanno grande possibilità di crescere. Grazie Stefano, grazie per le tue considerazioni. Chi vuole rispondere? Will you answer? Or Len, or both of you? And then the other round. So Valerio just asked if I would like to respond. And has anybody met a past president of Rotary International who does not like to respond and to answer and to stand up and speak? Se qualcuno di voi ha già incontrato un past presidente Rotary International sa che questa è una cosa che insomma a loro piace fare. The previous two speakers have made some very valid points, and the first question, I guess, was how do we get more people involved in the foundation? We are all very committed to our foundation, but how do we get more people involved? La prima domanda che ha ricevuto è a cui vuole rispondere è come possiamo coinvolgere più persone all'interno del Rotary. And of course the way we do that is for each and every one of us to go out and tell people about it. E uno dei modi più semplici per farlo è andare fuori di qui e raccontare a qualcuno qualcosa su questo. It is a common problem not only in Italy, not only in Europe, but throughout the entire world, that our members sadly do not know enough about our foundation. È un problema comune che si riscontra non solo in Italia, non solo in Europa, ma proprio in tutto il mondo, che i nostri soci non sanno abbastanza cose sulla fondazione. And once people do learn about our foundation, once what people do learn about what it does, they will be willing to support it.
E quando le persone in realtà vengono a sapere della fondazione, imparano delle cose nuove sulla fondazione, poi vogliono anche contribuire. So I challenge everybody in this room to make sure that when this event takes place next year, you bring one person along with you who does not yet know about our Rotary Foundation. Quindi vi lancio una sfida. L'anno prossimo, quando ci incontreremo per il secondo appuntamento come questo, ognuno di voi dovrà portare una persona aggiuntiva che non è qui oggi. And that'll give the organizer the happy challenge of finding a venue that holds 400 people, not 200 people. E quindi lancia anche una sfida agli organizzatori di trovare una stanza che non ospiti solo 200 persone, ma 400. And Stefano's point about telling the stories is so important. That is why everywhere I go just now, I talk about the individual people. I talk about the Maurizios, I talk about the Valerios, I talk about the Maximos, I talk about the Pinkies and the Preciouses and the Annas, because these are the people who we help. Theory is all very well, the way we do it is all very good, but it is the individuals who matter most. Insomma, sottolinea l'importanza dell'individuo, i Valeri, i Maurizi, i Massimi, ma anche i Pinky, i Precious, le Anna, tutte queste persone che sono poi quelle che contano di più quando noi facciamo quello che facciamo. So again, I throw a challenge to you to go back to your clubs and to seek the permission of your clubs on one occasion per month to tell a Rotary story about the foundation. Just one month per month for 3 minutes at the most. Allora, lancia un'ulteriore sfida che è quella di una volta al mese andare nei propri club a raccontare anche per solo pochi minuti una storia sulla fondazione. And I guarantee you that 12 months from now your club's contributions will have increased. E garantisce che questo moltiplicherà le donazioni alla fondazione. And the final thing I'd like to address is the much talked about issue of the lack of recognition for Rotary's role in the polio eradication campaign by press. E per ultimo vuole affrontare la questione del mancato o scarso riconoscimento del Rotary nel parlare della lotta alla polio. It's unfortunate that we do not get more recognition in the press for the work that we have been doing in polio eradication. È veramente un peccato che il ruolo del Rotary non sia riconosciuto nei giornali, nei media, quando parliamo dell'eradicazione della polio. But I think it's important to realize and to recognize that we are one of many partners in the polio eradication campaign. Ma dobbiamo ricordarci che siamo uno dei tanti partner nella lotta alla poliomielite. We started the polio eradication campaign. L'abbiamo iniziata questa lotta alla polio. And we are the constant that has been there all along. E siamo rimasti lì da quel momento fino ad oggi. But there are many other partners who also do not get recognition in the press comments that are made about the campaign. E ci sono anche in realtà molti altri partner che come noi non ricevono lo stesso riconoscimento per i loro sforzi per la lotta alla polio. I think the important thing is, as we approach the end of polio eradication campaign, and as we finally remove that disease, and we will, we are there and we are recognized by the people that matter. E quello che conta, man mano che ci avviciniamo alla fine della poliomielite, siamo molto vicini e ce la faremo, è di continuare a essere riconosciuti dalle persone che contano. As you know, Bill Gates is one of the biggest contributors to the campaign. And he never speaks about polio eradication without recognizing the work of Rotary. Uno di questi, per esempio, è Bill Gates, che con la sua fondazione è in prima linea, e lui ogni volta che parla della lotta alla poliomielite cita il Rotary. And for the first time in the history, the 35-year history of the campaign, the Polio Oversight Committee, the committee who looks after all polio eradication, is chaired by a Rotarian, Mike McGovern.
E per la prima volta nei 35 anni di esistenza di questo programma di eradicazione della polio, la commissione di supervisione del progetto è presieduta da un rotariano. So never think that Rotary is not appreciated, never think that Rotary is being marginalised. Rotary is up front and centre. And when we have that wonderful party to celebrate the end of polio, Rotary will be there, and we will know that it had not been for us, it might never have happened. E quindi non pensate che il Rotary non sia centrale, che il Rotary non sia coinvolto in questa cosa, e il giorno in cui faremo una festa per la fine della poliomielite, il Rotary ci sarà e riconosceremo finalmente tutto questo. So thank you both for your comments and your questions. Thank you Gordon. Abbiamo gli ultimi 3 interventi. Aspetta, c'era Roberto, no, va bene. Anna Favero e Polio Now coordinator per la regione 15. Grazie per essere con noi. Grazie Valerio, non potevo non salire sul palco visto che grazie a Gordon è stato toccato il tema della polio. Io ho travalicato i confini del Rotary e sono andata nell'alcova dell'UNICEF, nel senso, mi è stato suggerito di contattare l'UNICEF nazionale di Roma per cercare di trovare una relazione di azione, cioè possiamo lavorare insieme? Li ho contattati, gentilissimi, 3 signore veramente gentilissime, molto disponibili. Il problema è che abbiamo la stessa visione ma strade diverse. Quindi, che cosa abbiamo detto? L'UNICEF, quando la vediamo a tutta pagina sui quotidiani, ci mette dei soldi. Il Rotary preferisce investire quei soldi a vaccinare i bambini. Questo è quello che facciamo noi. Questo è quello che facciamo noi. Non ci interessano i titoloni. Questo è quello che facciamo noi, salviamo le vite dei bambini. Quello che noi facciamo è continuare a fare advocacy, a creare consapevolezza, e siamo noi la testimonianza di quello che facciamo. Qua abbiamo 2 governatori che hanno fatto una cosa, 3, scusate, che hanno fatto una cosa meravigliosa quest'anno, da Torino ad Imola, con delle auto storiche, con il marchio della polio. Hanno raccolto 9.000 vaccini per i bambini. Questo è quello che facciamo noi, questo è il nostro impegno, non i titoloni sui giornali. Non ci interessano questi, sono le nostre magliette rosse che corrono a Venezia, che correranno a Milano, che corrono a Roma il mese prossimo. Questo è quello che facciamo noi, per cui lasciamo perdere i titoli sui giornali, non ne abbiamo bisogno, siamo noi rotariani ad essere l'esempio vivente della nostra azione. Anna, grazie per il tuo intervento, ma grazie per quello che stai facendo per la Fondazione. E allora l'ultimo intervento, Titta De Tommasi, Presidente dell'Associazione Nazionale PDG, e poi Maurizio Mantovani. 3 minuti, please. Sarò brevissimo, non ti preoccupare. Io sono socio rotariano dal 1987, ho fatto tante cose, ho partecipato a tantissimi incontri, ma vi dico, io oggi sono particolarmente contento, lieto proprio di avervi sentito, di aver partecipato a questo incontro. Come si è detto, emozionatevi per poter emozionare. Io mi sono emozionato, mi compiaccio molto, questa è la strada. Ed è con questi argomenti, trattati in questa maniera, perché noi questa giornata non abbiamo sentito nulla di particolarmente nuovo, se viviamo la vita rotariana. Abbiamo però sentito espresse queste cose nella maniera giusta, secondo me, nella maniera più corretta, nella maniera più che è capace di produrre. Allora una proposta. Siccome noi rappresentiamo lo 0,2, si è detto pure prima, io rappresento un centinaio di past governatori che hanno ancora voglia di operare, di fare, eccetera. Per cortesia, abbiamo registrato questo
incontro di questa mattina? Benissimo. Allora, se lo passate al sottoscritto o comunque alla mia associazione, io farò una riunione, noi ne facciamo con una certa cadenza, e mostrerò l'intera giornata ai nostri past governatori che non hanno potuto essere qui presenti, ma che vogliono essere presenti, che vogliono ancora partecipare e dare il loro contributo di entusiasmo, perché se si appartiene all'associazione, se si è PDG con un'esperienza che il PDG ha conquistato nel tempo col suo impegno e con il suo voler fare, bene, questa è un'occasione che gli si dà per poter, parlando, comunicando, perché la comunicazione è una gran cosa, anche ai soci fare un ulteriore passo e dare un maggiore valore e valenza a questo incontro, per il quale io ripeto il mio complimento più forte al mio amico Valerio. Grazie Titta. Il seminario è stato trasmesso e online in questo momento su Zoom, quindi abbiamo tanti amici che ci stanno seguendo da casa, è anche registrato, sarà pubblicato sul nostro sito del seminario fondazionerotary.it, quindi potrete rivedere gli interventi che avete apprezzato di più, e comunque te lo darò molto volentieri. Maurizio, a te l'ultimo intervento e poi diamo a Gordon o a Hélène di dare un intervento. Io non faccio un intervento, ma vi prego di seguirmi un secondo. Vi chiedo di prendere un impegno con voi stessi, quindi ognuno di noi se lo deve prendere, per portare le emozioni che abbiamo provato oggi sui tavoli delle nostre conviviali. Non è necessario fare delle grandi cose, ma iniziamo a parlarne al tavolo dove noi ci sediamo. Diventiamo ambasciatori della nostra fondazione. Grazie. I promise this will be my last intervention. Promette che è l'ultimo dei suoi discorsi questo. But I want to repeat the thanks I gave earlier for giving us the chance to be here. I'm a great believer in continual learning. As you know, I was a dentist, just like my friend, President Francesco. I was the first ever dentist to be president of Rotary International. He is the second ever dentist to be president. But I believe in continual learning. And this morning, I have learned, and Heather has learned, so much about our foundation. The way the speeches were given, the information that was conveyed in the speeches were interesting and informative. It's okay, it's okay. Quindi ringrazia tutti quanti per la vostra presenza e sottolinea l'importanza dell'apprendimento continuo. Lui è, come diceva prima, un dentista di formazione, ha avuto l'onore di essere il primo dentista presidente internazionale, ora Francesco Arezzo lo segue come dentista, anche lui, e quindi appunto sottolinea che anche come nella sua professione, anche nel Rotary, è l'importanza dell'apprendimento continuo. Lui questa mattina qui ha imparato delle cose nuove, questo è molto importante. And if I might finish by addressing the comments made by the chair of the past district governors. E vorrebbe riferirsi in particolare al presidente dell'associazione PDG. I have enormous respect for past district governors because I was a governor once myself. Ha un grandissimo rispetto per i past district governor perché anche lui è stato uno di loro. I challenged earlier everybody to bring one individual to the next foundation seminar. Prima vi ha sfidato a portare una persona al prossimo seminario della fondazione. But given the breadth of their network and the breadth of their knowledge, ma data l'ampiezza della rete e delle conoscenze, I'm challenging the past district governors in the room to bring 5 individuals to the next. Quindi si moltiplica la sfida per i Grazie mille. governatori. Dovete portare 5 nuove persone l'anno prossimo.
Grazie tantissimo, grazie Gordon. E prima di passare alla conclusione io devo ringraziare le persone che hanno consentito di realizzare questo evento e vorrei cominciare con Lucky D'Alena, che è stata data la sua disponibilità a occuparsi della parte delle traduzioni. Vieni. Un pensierino per te, vabbè, sei di qui quindi magari ne hai tante burrine, ma questa è dedicata esclusivamente a te. Grazie. È un attestato al ricordo. Grazie mille, grazie. Poi vorrei qui avanti, tutti quelli che hanno collaborato, vi vorrei proprio qui davanti, tutti assieme, così facciamo una foto di gruppo tutti. Quindi Laura Capuzzo Dolcetta, che si è occupata della segreteria e che dovrebbe essere... Ah, eccola, benissimo. Il mio assistente Gianni Policastri. La fotografa di là. Ah, fotografa di là. Grazie. Questa parte facciamo tutti assieme. Gianni Policastri, mio assistente, poi Guido Franceschetti. Metti accanto a me, facciamo tutti assieme. Guido Franceschetti. Questa qui. Tiziana Agostini. Tiziana è stato un supporto importantissimo per questo evento e a parte l'attestato le volevo consegnare oggi una Polaris, non è arrivata in tempo, gliela daremo dopo ma la annunziamo qui, grazie. Così sei a 3 rubini. Goffredo Vaccaro, dove sei Goffredo? Anche lui uno della mia squadra di assistenti che in questo anno mi ha aiutato tantissimo anche in questo evento. Okay. Maria Giovanna Piva, la nostra tesoriera che ha curato tutta la parte economica e anche per lei arriverà la Polaris che avrei voluto consegnarti oggi, ma comunque. Grazie. Rimani accanto a Gianni. Elisabetta Fabbri, dov'è finita Elisabetta? Eccola qui, anche lei una colonna portante di questo evento e sarà mio piacere consegnarti, o meglio farti avere, che non so se la consegna quando arriverà, la Polaris a 2 rubini. Wow, grazie, che sorpresa. Rimani qui. Ma poi ne ho altri 2 che però li facciamo alla fine questi. Facciamo la foto di gruppo. Gli ultimi 2 sono delle persone a me care e sono, l'avete immaginato, i miei figli, Carlo e Cinzia. Grazie anche a loro per essermi stati vicini in questa sfida. Bene, prima di salutarci vorrei farvi vedere un ultimo video.
Bene, e così abbiamo spoilerato il prossimo appuntamento. L'appuntamento è a Napoli, non lo faremo in inverno, lo faremo in autunno, quindi ci godremo la parte finale di settembre, che è un periodo molto bello a Napoli. Vivremo una città calda, una città del meridione, e che posso dirvi? Grazie mille di essere qui, grazie alla simpatia del calore che mi avete trasmesso e che spero porterete anche a casa il mio piacere di avervi qui e di aver vissuto con voi questo splendido momento. E quindi arrivederci a Napoli.